La seduta è aperta. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta. Ai sensi del comma 9 dell'articolo 127 del regolamento interno do il preavviso di 30 minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero aver luogo nel corso della presente seduta. Invito pertanto i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto. Ricordo che anche la richiesta di verifica del numero legale, ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto, sono effettuate mediante procedimento elettronico. Comunico che l'onorevole Carta è stato autorizzato a recarsi in missione dal 14 al 15 settembre 2023. L'Assemblea ne prende atto. Avverto che le comunicazioni di rito di cui all'articolo 83 del regolamento interno dell'Assemblea saranno riportate nell'allegato A al resoconto dell'odierna seduta. Intanto, prima di passare al primo punto all'ordine del giorno, ringrazio tutti i colleghi per la vicinanza che mi è stata dimostrata non solo dai colleghi ma da tutte le persone che lavorano qui in assemblea, amici. E fortunatamente è un piacere vedervi oggi, anche il presidente Cracolici che vedo lì, è un piacere vederla e di sentirla oggi in aula, quindi grazie per la vicinanza. Grazie onorevole. Il mio invito però da questa esperienza è quella di cercare di sensibilizzare sempre di più tutti alla prudenza e all'utilizzo della cintura, perché purtroppo noi siamo sempre convinti che determinate cose possano succedere agli altri, ma non è così. La prudenza in strada non è mai troppa, anzi inviterò il Governo a pensare di mettere delle risorse all'interno di questa finanziaria per poter in qualche modo sensibilizzare la gente all'utilizzo delle cinture di sicurezza e soprattutto al rigore che si deve avere e all'attenzione che si deve avere su strada. Detto questo, ancora una volta vi ringrazio e passiamo al primo punto e devo fare delle comunicazioni. Sì, sull'ordine dei lavori devo completare le comunicazioni. Appena completo le comunicazioni le do la parola. Avverto che l'Assessorato della Salute con PEC dell'8 settembre 2023, protocollata al numero 24699 di pari data, ha comunicato fra l'altro che l'allegato all'ordine del giorno dell'odierna seduta d'Aula non potrebbe essere integralmente esaurito in relazione alla tempistica disponibile per le risposte da fornire agli atti ispettivi. Pertanto, a seguito di interlocuzioni per le vie brevi con la Segreteria Generale dell'Assemblea, l'assessore per la salute ha mostrato disponibilità a trattare i seguenti atti ispettivi: le interrogazioni numero 177, 238, 239, 253, 309, 315, 319, 331, 421, 423, 433 e le interpellanze numero 18, 22 e 35. Posto che il numero di atti ispettivi sopra specificato appare congruo ai sensi del comma 3 dell'articolo 159 del regolamento interno dell'Assemblea, il quale limita, nell'odierna fattispecie, lo svolgimento degli atti parlamentari in questione alla prima ora della seduta, questa Presidenza ritiene di poter accedere alla richiesta avanzata dal Governo. Resta inteso che il seguito dello svolgimento dei residui atti ispettivi all'ordine del giorno della presente seduta avverrà in un momento successivo. Così rimane stabilito. Ha chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori prima l'onorevole Ciminnisi. Prego, onorevole. Dopo l'onorevole Lavardera, dopo l'onorevole Ciminnisi. Grazie Presidente, bentornato. È un piacere anche per noi vederla in ottime condizioni di salute presiedere quest'Aula. Onorevoli colleghi, la cronaca delle ultime settimane ci ha posti nuovamente di fronte ai gravissimi fenomeni della violenza di genere, della violenza sulle donne, del femminicidio.
Gli ultimi gravissimi episodi sono avvenuti in provincia di Trapani e di Palermo. Mi riferisco al femminicidio di Marisa Leo e al grave stupro del Foro Italico di Palermo. Due episodi che sono purtroppo solo la punta dell'iceberg di un fenomeno drammatico che ormai pervade la nostra quotidianità, con il rischio di farci cadere nell'abitudine, con il rischio di assopire la nostra capacità di indignarci, di provare empatia per le vittime. Il femminicidio di Marisa Leo è stato commesso qualche giorno fa dal suo ex compagno, che dopo averla ammazzata si è tolto la vita. Un gesto che non riduce né può far passare in secondo piano il disvalore etico dell'atto commesso. Colleghi del PD, gentilmente, un minimo di rispetto per l'argomento quantomeno. Come non riduce il disvalore etico l'esile giustificazione di chi ammette di aver presenziato ad una violenza sessuale di gruppo senza avervi preso parte. Marisa Leo era una donna, una professionista affermata, una madre che per amore della figlia, pur nella coerenza di una scelta di vita lontano da un amore tossico, ha deciso di ritirare una denuncia per atti persecutori nei confronti del suo ex. Non voleva, hanno raccontato parenti ed amici, che la figlia avesse un padre condannato. Ennesimo, profondo atto di amore rimasto incompreso da chi invece ha posto il possesso e il dominio alla base di un sentimento malato. La morte di Marisa Leo, donna impegnata anche nella promozione delle politiche di genere e contro la violenza sulle donne, ha scosso profondamente l'intera provincia di Trapani, ma purtroppo non è l'unica, perché Marisa è la vittima numero 79 del 2023. I femminicidi vengono commessi in ogni luogo, in ogni comunità del nostro Paese, non ci sono zone franche, visto che si registrano casi al nord come al sud, nelle metropoli come nei piccoli borghi, ma soprattutto è un fenomeno trasversale. I maschi violenti appartengono infatti a tutti i ceti sociali. È necessario un cambiamento vero, un cambiamento del paradigma della nostra società. Smantellare la barbarie maschile che subdolamente vive tra noi mascherata da normalità, perché dobbiamo ammetterlo che anche la nostra, non meno di altre che sembrano distanti da noi, è una società profondamente maschilista e patriarcale. Iniziamo a prendere atto che non si tratta di un'emergenza, ma di un problema strutturale, di un problema culturale e quindi come tale va affrontato, con un approccio multidisciplinare del quale repressione e prevenzione sono solo due elementi. L'uno e l'altro possono essere declinati in tanti modi, però ripartiamo dall'educazione, dal rispetto reciproco, dal linguaggio, dall'ascolto accogliente. Ripartiamo dalla scuola, dalla formazione dei nostri ragazzi, inserendo nei percorsi scolastici l'educazione affettiva. Farlo, ove possibile, con gli strumenti consentiti dal nostro ordinamento e nel rispetto dell'autonomia scolastica. È già stata fatta in altre regioni. In Piemonte nel 2019 un'iniziativa rivolta alle classi quarta e quinta dei licei. Prevenzione e lotta alla violenza sulle donne erano i due obiettivi principali. Ma durante le lezioni si è parlato anche di social network e di come possono influire nei comportamenti degli adolescenti. A Roma un progetto sperimentale, ABC, Alfabeti per l'educazione sentimentale, è stato rivolto a bambini e ragazzi dai 6 ai 18 anni nelle scuole di 2 municipi metropolitani. Quello romano era un progetto svoltosi in parallelo in diversi paesi europei, oltre all'Italia, Belgio, Germania, Portogallo e Spagna, a dimostrazione del fatto che il fenomeno della violenza di genere purtroppo è transnazionale. La Regione Lazio ha messo a bando 300.000 euro di finanziamenti sul bilancio 2022 per la presentazione di progetti di prevenzione e contrasto alla violenza di genere e tra le azioni previste c'era anche l'educazione affettiva nelle scuole. In quest'Aula, Presidente, colleghi, abbiamo il dovere di ricercare e proporre strumenti che progressivamente conducano a un cambiamento sistemico che non può che partire dalle giovani generazioni. Ciò significa orientare i nostri ragazzi a costruire relazioni sane, a riconoscere ed esprimere le emozioni, a comunicare in maniera assertiva per meglio gestire i conflitti, costruire rapporti liberi, basati sulla pienezza e sul rispetto della persona umana, a prescindere dal genere.
Per queste ragioni, Presidente, io oggi vorrei depositare a nome di tutto il mio gruppo parlamentare e invito anche gli altri gruppi parlamentari a sottoscriverlo insieme a noi, un ordine del giorno che è finalizzato, nei limiti delle competenze regionali, a istituire percorsi di educazione affettiva nelle scuole della Regione Siciliana e a sollecitare presso il Ministero, presso le strutture nazionali competenti, ogni intervento volto all'introduzione per via legislativa dell'insegnamento dell'educazione affettiva nelle scuole, o a farlo anche in via sperimentale o attraverso percorsi dedicati nel rispetto dell'autonomia scolastica. Presidente, diamo un segnale, non possiamo ancora stare a guardare. Grazie. Grazie onorevole Ciminnisi, la ringrazio davvero per questo intervento, anzi chiedo a tutti i colleghi, nel rispetto di Marisa Leo e di tutte le vittime di femminicidio di questi anni, un minuto di silenzio da parte dell'Assemblea regionale siciliana. Riprendiamo. Aveva chiesto di intervenire prima l'onorevole Lavardera. Ci sono altri iscritti? Su cosa, onorevole? Sempre sull'ordine dei lavori? Prego, onorevole Lavardera. Grazie Presidente, bentornato, siamo contenti di vederla. Non è facile prendere la parola dopo questo momento anche toccante, quindi ringrazio la collega per avere attenzionato a quest'Aula questa tematica così importante. Però rispetto alla comunicazione che ha fatto, Presidente, io ho preso degli appunti volanti per capire quali erano le interrogazioni che l'assessore oggi, che ringrazio, saluto l'assessore Volo per la sua presenza. Ho fatto velocemente un check per capire quali sono le interrogazioni che avrebbe trattato l'assessore Volo, e io ricordo, Presidente, giusto perché immagino l'avranno informata, che questa seduta d'Aula è stata ovviamente concordata con il vicepresidente Di Paola in conferenza dei capigruppo. Abbiamo proprio chiesto fortemente che venisse messa all'ordine del giorno la rubrica salute, perché credevamo che c'erano tantissime interrogazioni ormai da troppo tempo inevase proprio dall'assessore Volo, che ricordiamo non ci siamo trovati in questa condizione perché è stata una nostra inefficienza. Non è che questo Parlamento ha deciso di cominciare a far avere tutte queste interrogazioni infinite all'assessore Volo, no, non è così. L'assessore Volo più volte è venuta in quest'Aula e ha detto chiaramente, ci sono fortunatamente i video a dimostrarlo, che era impreparata su alcune interrogazioni, e quindi io mi ritrovo, caro assessore Volo, lo devo dire perché così, su ben 18 interrogazioni, dico 18 perché forse non è chiaro, ben 18 interrogazioni all'ordine del giorno che avevo messo e avevo visto nella seduta convocata oggi, 18 interrogazioni, su queste il Presidente ci comunica che per quanto mi riguarda risponderà soltanto a 3 di quelle che ovviamente sono a mia firma. Caro Assessore, io volevo ricordarle che non è una cortesia quella di venire in Aula e a rispondere alle interrogazioni, è un suo dovere. È un dovere essere e venire in Aula preparata. Io a questo punto, su quelle altre 18, ricordiamo, non è che sono tematiche che attengono alla mia vita privata. Assessore, io non le ho chiesto di rispondere di quale sarà il futuro della mia vita, di che cosa voglio fare da grande, quale macchina se mai vorrò cambiare o se evidentemente mi vorrò sposare tra un mese o no. Io le chiedo cose che riguardano l'utilità dei cittadini siciliani, e il fatto che lei ci venga a dire che si è preparata non su tutte ma solo su alcune interrogazioni mi lascia veramente il rammarico, perché noi avevamo chiesto, il collega Catanzaro lo può testimoniare in conferenza di capigruppi, la presenza sua e dell'assessore Schifani, del presidente Schifani che verrà, è una sola. Mi dispiace che non ha potuto rispondere a un'interrogazione che era fondamentale, assessore Volo. Io ho dovuto prenderle al volo, scusi il gioco di parole, ma questo si tratta, per cercare di capire quale interrogava. Una in particolare, caro Assessore, la numero 400, che nell'elenco che ha fatto il Presidente non vedo, e sono veramente molto rammaricato,
interventi urgenti a finalizzare la riduzione delle liste d'attesa per l'accesso alle prestazioni sanitarie di servizio sanitario regionale. Assessore, io non so in quale pianeta lei vive, ma io immagino che lei si stia rendendo conto come le liste d'attesa di questa nostra regione, dei cittadini che chiedono di avere una visita, non solo non ce l'ha, ma se ce l'ha deve pagare. Allora diciamocelo chiaramente, adottiamo il sistema americano, diciamocelo chiaramente, ormai bisogna avere l'assicurazione, se tu hai i soldi ti curano, se sei un povero purtroppo non hai un reddito adeguato, non puoi essere curato adeguatamente, e lo dicono le liste della regione. Io non so, Assessore, se lei ha letto la nota a firma di tutti i sindacati, la FIALS, l'UIL, la CIMO, che rappresentano una situazione drammatica sulle liste d'attesa. Addirittura c'è una delibera scandalosa con un acquisto di 854.000 euro, una risonanza di apparecchiatura magnetica comprata con i fondi del PSN 2019 che giace negli scantinati di via Gaetano La Loggia, un attrezzo così importante per fare le risonanze magnetiche che si trova in degli scantinati. Io le annuncio e pretenderò che i suoi uffici mi apriranno per vedere dove si trova questo apparecchio della risonanza magnetica, che non solo è stato comprato con 800.000 euro, ci sono cittadini che pagano soldi perché ci sono delle liste d'attesa infinite. Noi abbiamo gli apparecchi e li lasciamo a marcire negli scantinati degli ospedali. Questo grida alla vergogna, e le anticipo, Assessore Volo, che io mi recherò alla Procura della Repubblica per denunciare questi fatti, perché sono scandalosi. Noi non solo questa risonanza magnetica, non so se lo sa, io vorrei sapere, Assessore Volo, se mi fa questa cortesia, se lei sa che esiste una apparecchiatura comprata 846.000 euro che si trova a giacere, a marcire in un ospedale. Sì, un'apparecchiatura, io lo dico subito, con delibera numero 1077 per un costo complessivo di 846.000 euro. Questa apparecchiatura è lì, non è stata mai utilizzata. Così di questo, sì, Assessore, vorrei tanto. Dove? In questo momento mi dicono che si trova a giacere nell'ospedale ormai ex Pisani. Lì a Mori. Lo capisco, ma l'assessore Volo mi sta chiedendo informazioni. Io su questa cosa, sulle altre interrogazioni, Assessore, potrei stare oltre ore, ma se i cittadini siciliani non possono essere curati, noi compriamo i macchinari e non li utilizziamo, questo grida allo scandalo. Assessore, venga in aula la prossima volta, non a rispondere a 3-4 interrogazioni, ma a tutte le interrogazioni, perché su 18 interrogazioni che l'avevo presentato se ne prepara 3. Glielo dico, e lo dico a quest'atto di presidenza: quando lei mi risponderà alle mie interrogazioni io uscirò, e quindi queste interrogazioni diventeranno in forma scritta in segno di protesta, perché non su 18 interrogazioni, solo in 3 interrogazioni è qualcosa di incredibile. Grazie onorevole Lavardera. Giusto per chiarezza e non certamente per avere un atteggiamento di parte, ma credo che quello che si sia deciso in conferenza di capigruppo fosse che ci dovesse essere il question time prima dei punti all'ordine del giorno in questione. Pertanto, come dal regolamento, è un'ora che è destinata al question time, non è che c'è qualcuno che si è sottratto. Se ci saranno centinaia di interrogazioni, perché so che ce ne sono diverse centinaia, non è che ci sono soltanto le 18 dell'onorevole Lavardera, ce ne sono tante di tanti parlamentari. L'assessore Volo non sembra che si stia sottraendo al venire in aula a riferire. Chiaramente ci auguriamo e siamo speranzosi che l'assessore Volo ritornerà settimana prossima per continuare. Io credo che neanche quelle che ho elencato riusciremo a esitarle oggi, perché un'ora non basterà, a meno che noi ci mettiamo d'accordo durante la capigruppo, non decidiamo di fare question time, ma di fare un'unica seduta sulla sanità, che certamente non basterà per rispondere alle tante interrogazioni che ci sono. Ma nessuno si sta sottraendo al lavoro. Chiede di intervenire l'onorevole Spada. Prego, onorevole. Grazie signor Presidente, ben ritrovato. Ho chiesto di intervenire sull'ordine dei lavori perché da diverse settimane siamo stati un po' tutti compulsati e sollecitati, in quanto deputati dei rispettivi territori, in questo caso della provincia di Siracusa, su una problematica che riguarda l'assistenza ASACOM, che con l'inizio del nuovo anno scolastico non verrà garantita in provincia di Siracusa. Ci sono 320 famiglie, 320 ragazzi disabili che purtroppo, a causa di una mancata programmazione adeguata, non riusciranno ad avere questo servizio indispensabile
che tra l'altro compromette lo stesso diritto allo studio sancito dalla nostra Costituzione. E oggi questo servizio non viene garantito perché l'ente che dovrebbe compartecipare alla quota che ogni anno versa la Regione attraverso il proprio assessorato, ovvero il Libero Consorzio di Siracusa, è l'unico libero consorzio in Sicilia ad essere in dissesto finanziario. E allora, se dobbiamo continuare, Presidente, e mi dispiace che ci sia solo l'assessore Volo in rappresentanza del Governo a potersi fare carico di questa problematica, ma se si continua a considerare il Libero Consorzio di Siracusa al pari di tutti gli altri liberi consorzi, non ne usciamo più. Perché se da una parte la politica ha determinato il fallimento di questo ente, delle province del Libero Consorzio, dall'altro questa Regione e questo Governo non stanno facendo abbastanza per riuscire a garantire queste risorse. Siccome questa è una battaglia che non ha un colore politico, Presidente, glielo dico in maniera chiara, anche perché ho partecipato ieri ad una riunione convocata da Confcooperative, da Lega Coop e da altre organizzazioni, che ha visto la partecipazione di tutta la Deputazione in maniera trasversale. Questa battaglia non ha un colore politico, ma grida dignità nei confronti di un territorio che troppo spesso non viene considerato. E l'appello che faccio maggiormente, oltre a farlo a questo Governo, lo faccio nei confronti dei deputati di maggioranza, che poi concretamente, insieme a tutti i deputati, sia di maggioranza che di opposizione, dovranno proporre delle soluzioni a questo territorio. E siccome penso che la provincia di Siracusa non sia seconda a nessuno e che non debba essere considerata seconda a nessun'altra provincia, invito l'assessore Falcone, che ho sentito telefonicamente e che mi ha dato la disponibilità di portare in aula una variazione di bilancio che possa consentire il rimpinguamento dei capitoli per consentire l'avvio dell'Asacom nei confronti di questi ragazzi che purtroppo non ce l'avranno, perché si parla di un importo di oltre 1,5 milioni di euro. Quindi, Presidente, la invito a farsi carico di questa problematica e invito anche il Presidente della Quinta Commissione, insieme ai rispettivi componenti, di calendarizzare per martedì prossimo un'audizione che ho chiesto insieme agli attori e ai protagonisti di tutta questa vicenda per mettere un punto a questa situazione e ripartire con il nuovo anno scolastico. Grazie. Grazie onorevole Spada. Allora passiamo all'interrogazione numero 177 che troverete a pagina 4 dell'onorevole Lavardera e altri. Buonasera Presidente, grazie. Se mi posso permettere una piccolissima informazione all'onorevole Lavardera, noi sulle liste d'attesa stiamo lavorando in maniera estremamente impegnata proprio per ridurre quello che era stato il fenomeno determinato dalla pandemia di un accumulo enorme di richieste. E di conseguenza noi ci auguriamo, anzi abbiamo come obiettivo che entro il 31 dicembre di questo anno sarà completamente esaurita quella che è la lista d'attesa che si era negli anni precedenti determinata, compreso il 2023. Dal 2024, grazie anche alla Sovracup che partirà in breve tempo, noi saremo nella condizione, almeno questo è il nostro obiettivo e per questo lavorerò insieme al mio assessorato, affinché nel prossimo futuro non ci siano più tempi che non rispettino quello che sono le indicazioni di urgenza, programmato e differibile. Quindi certamente sarà un impegno del mio assessorato dar seguito a quella che è la sua giusta manifestazione di evidente lamentazione della cittadinanza rispetto a questo problema. Presidente, se posso, comincio subito con la lettura della interrogazione 177, che ha come oggetto le iniziative urgenti finalizzate alla proroga dei contratti di tutto il personale assunto durante l'emergenza Covid-19.
Si riferisce circa le iniziative assunte dal competente Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Salute. Si precisa in merito che per ciò che attiene il processo di stabilizzazione del personale precario assunto durante l'emergenza epidemiologica da Covid-19, la Regione Siciliana è intervenuta con tutti gli interventi possibili conformemente alla normativa vigente. In particolare con apposito protocollo in applicazione alla legge 234 del 2021, articolo 1.268 lettera B, come successivamente modificata dal decreto milleproroghe, più noto a tutti, del 2023 per il personale del comparto con la relativa direttiva attuativa Protocollo 24.514 del 26 aprile 2023, nonché con successivo protocollo per l'area della dirigenza sanitaria trasmesso alle aziende sanitarie con nota Protocollo 347 del 23 maggio 2023 per dettare i criteri di priorità nelle procedure di stabilizzazione. Inoltre, con direttive Protocollo 360 del 23 maggio 23, nel ribadire i contenuti dei suddetti protocolli, le aziende sono state sollecitate a porre in essere gli adempimenti prodromici all'avvio delle procedure di stabilizzazione mediante la riformulazione dei piani triennali del fabbisogno in relazione alle esigenze organizzative ed assistenziali. Ulteriore sollecito è intervenuto con nota del 4 agosto ultimo scorso che, nel ribadire la priorità delle definizioni delle procedure di stabilizzazione di quell'articolo 20 del decreto legislativo 75 del 2017 e successive modificazioni e integrazioni, precisa che quanti siano in possesso dei requisiti previsti dall'anzidetta normativa avranno precedenza in ordine temporale rispetto alle ulteriori procedure di cui all'articolo 1, comma 268 lettera B della legge 234/21. Con la medesima direttiva assessoriale sono quindi stati forniti ulteriori chiarimenti in merito all'applicazione dei protocolli di intesa della parte riguardanti i criteri di priorità delle procedure di stabilizzazione del personale precario e al tempo stesso, al fine di evitare una disomogenea applicazione delle disposizioni sulle stabilizzazioni, si è provveduto ad assegnare alle aziende ospedaliere e sanitarie il compito di aggiornare i piani di fabbisogno del personale 23-25 entro il 31 agosto corrente anno. Le aziende, sulla base di quanto richiesto, stanno procedendo pertanto alla ricognizione del suddetto personale. Questa era la interrogazione 177. Grazie. Chiedo all'onorevole Lavardera se è soddisfatto. Grazie Assessore, ho ascoltato le sue parole rispetto a quello che è un tema che tutti quanti i colleghi conosceranno, che ci portiamo ormai da diverso tempo, che è il comparto del personale Covid. Io sulla sua risposta, Assessore Volo, non mi posso ritenere soddisfatto, ma per una semplice ragione. Noi abbiamo su questi operatori del comparto Covid, come sapete tutti, non voglio fare riassunto delle puntate precedenti perché è una storia infinita, abbiamo dato a questi lavoratori che hanno lavorato in un periodo di pandemia estrema, e tra l'altro quello che mi preoccupa è l'acuirsi dei contagi. Attenzione a quello che sta succedendo in Italia e non solo, perché la prospettiva in questo periodo temporale dice che i contagi stanno aumentando vertiginosamente e altrettanto anche le ospedalizzazioni. Io ovviamente rispetto a questa faccenda, caro Assessore Volo, le chiedo, so che ovviamente ormai mi ha risposto, ma mi auguro che il suo assessorato stia facendo anche un lavoro di strategia rispetto a quello che sta accadendo, a un ripresentarsi di una eventuale, ci auguriamo tutti no ovviamente, situazione drammatica. E questi lavoratori sono stati trattati con un ben servito che non meritavano, perché ogni ASP di ogni provincia su questo tema è andata per i fatti propri. Non c'è stata, nonostante la sua linea dell'assessorato che diceva di muoversi in una direzione precisa, ogni assessorato, ogni commissario si muoveva in modo proprio, con motu proprio, e non riusciva ad avere una consorte, diciamo, di linea guida programmatica. Allora questi lavoratori del comparto Covid, che ricordiamolo, potrebbero essere utilizzati in questa carenza veramente forte, qua non vorrei rubare, come dire, le parole al collega Burtone, che di questo è un esperto, essendo anche lui medico, ma al dramma che stiamo assistendo di questa non presenza e non possibilità di utilizzare i lavoratori, perché c'è una carenza drammatica dei lavoratori del comparto della medicina, mancano i medici, mancano gli esperti, mancano
i sanitari, sì, Assessore, voi lo sa meglio di me che ovviamente mancano. È chiaro che io so che i lavoratori sanitari sono stati trattati in un determinato modo e ne sono consapevole, ovviamente, hanno avuto la priorità, ma anche gli amministrativi in quel periodo hanno svolto un lavoro che può essere strategico rispetto all'intero comparto sanitario, che potrebbero essere utilizzati per la digitalizzazione dei sistemi sanitari che non abbiamo. Abbiamo una regione siciliana, caro Assessore Volo, che sulla digitalizzazione sanitaria fa acqua da tutte le parti. Non c'è una capacità di comprare le cartelle cliniche sanitarie, quindi quei lavoratori potevano essere riimpiegati in un comparto in difficoltà. Allora si poteva fare questo, purtroppo si è deciso di non farlo, o di aspettare delle eventuali milleproroghe che da Roma sono arrivate con scadenti risultati della politica. Diciamocelo chiaramente, Assessore Volo, questi lavoratori sono stati utilizzati dalla politica quando è stato comodo utilizzare dalla politica questi lavoratori, utilizzandoli come bacino di voti. Una volta utilizzati dalla politica e non serviti più dalla politica, li abbiamo presi e li abbiamo buttati in mezzo a una strada. Ora io credo che questi lavoratori meritino rispetto, quel rispetto che non hanno avuto, e che, Assessore Volo, rispetto alle sue parole, non mi possono trovare assolutamente propositivo e assolutamente d'accordo, quindi non mi ritengo soddisfatto. Credo che sul comparto della digitalizzazione dovremmo seguire il sistema Israele. Forse le dico cose, Assessore, che mi auguro che lei sappia e conosca. Il modello Israele dice che ci sono dei modelli sanitari dove ormai la digitalizzazione è la madre di tutte le risposte a una regione che non sa nemmeno cos'è il processo di digitalizzazione sanitaria. Non mi ritengo soddisfatto. Grazie onorevole Lavardera. Passiamo all'interrogazione numero 238 che trovate a pagina 13 dell'onorevole Saverino ed altri. Prego, Assessore. Come dire, una piccola considerazione. Allora, proprio perché la sanità va verso un percorso di estrema digitalizzazione, io mi auguro che con le nuove dotazioni organiche, soprattutto legate a quello che sono le aperture delle case di comunità, dove la telemedicina diventa uno degli elementi portanti dell'assistenza ai nostri cittadini, affinché si allontanino dal proprio domicilio o comunque da una struttura quanto più prossima allo stesso, la telemedicina sarà lo strumento fondamentale di collegamento con quella che è la parte specialistica. Quindi queste persone che così preziosamente sono state utilizzate durante un drammatico momento come quello dell'epidemia del Covid-19, mi auguro sicuramente che nel prossimo brevissimo futuro siano inseriti nelle dotazioni organiche delle famose e non sempre conosciute case di comunità. Noi ne abbiamo già aperte 2 in Sicilia e proprio su questo, diciamo, avvio di nuova assistenza, perché in Sicilia il territorio non è mai stato preso in considerazione come sarebbe stato giusto che fosse, noi avremo la possibilità certamente di utilizzare questa grande risorsa. Abbiamo anche indicato in altro provvedimento che è stato condiviso con le organizzazioni sindacali che coloro i quali hanno lavorato durante il periodo dell'epidemia avranno un punteggio relativo agli anni che sono stati in servizio. Quindi questo già costituirà per loro un aumento della possibilità di assunzione. Scusate per la parentesi, ma mi sembrava un'informazione doverosa da dare a questa Assemblea. Passiamo alla interrogazione 238 che ha come oggetto qualità del servizio di mensa scolastica a Catania. Sulla base delle informazioni fornite dal Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Catania con la nota 9327 del Dipartimento di Prevenzione del 20 aprile ultimo scorso si riferisce quanto segue. L'azienda premette che i pasti del servizio di refezione scolastica del Comune di Catania sono forniti dalla ditta Panacea Srl, con sede operativa in via Belpasso, via Roma. Riferisce quindi che nel corso dell'anno scolastico 22-23 sono state effettuate da parte del SIAN, che è il servizio
per la sicurezza alimentare e nutrizione una serie di ispezioni sia presso la sede operativa della summenzionata ditta sia presso alcune mense scolastiche. Tale attività è stata svolta in alcune occasioni in forma congiunta con il personale del Comando Carabinieri del NAS. In particolare sono state effettuate ispezioni presso lo stabilimento produttivo nel corso dei mesi di novembre e di dicembre 2022 e di gennaio, marzo e aprile del 2023. Durante tali verifiche sono state rilevate carenze che hanno riguardato nel complesso l'abbigliamento non adeguato di alcuni addetti, carenze nella pulizia dei locali, degli autoveicoli destinati al trasporto dei pasti, della procedura di monitoraggio degli agenti infettanti / roditori, della gestione delle temperature dei pasti forniti e nell'applicazione delle procedure di autocontrollo. Nel mese di dicembre 2022 la gravità delle carenze riscontrate ha determinato l'adozione della misura della sospensione dell'attività per alcuni giorni sino al ripristino delle idonee condizioni. A seguito di tali carenze sono state prescritte da parte del SIAN misure atte a rimuovere le carenze riscontrate e sono state elevate sanzioni per un ammontare di circa 12.000 euro. Agli atti dell'Ufficio non risultano comunicazioni dei NAS circa sequestri di alimenti connessi al servizio di ristorazione in oggetto o riscontri sulla mancata osservanza della catena del freddo. Sono stati altresì effettuati dei campionamenti di alimenti sia presso lo stabilimento produttivo della società fornitrice dei pasti, sia presso alcune mense scolastiche. Nel corso di questi campionamenti non è stata rilevata la presenza di microrganismi patogeni, ma talvolta la presenza di microrganismi non patogeni, indicatori di non corrette pratiche post-cottura e o rispetto delle temperature che sono state oggetto delle opportune misure correttive. In 2 campioni è stata rilevata la presenza di corpi estranei, di cui in un caso relativo a particella carboniosa di materiale organico di natura alimentare e nell'altro caso di un pelo. A seguito di tale campionamento la ditta Panacea è stata oggetto di segnalazione all'autorità giudiziaria. Inoltre, presso alcune mense scolastiche è stato effettuato da parte di dietiste del SIAN un monitoraggio nutrizionale al fine di verificare il rispetto del menù e delle modalità di fornitura dei pasti come previsto nel capitolato. In tutti i suddetti monitoraggi, oltre a rilevare le segnalazioni da parte del personale scolastico che lamentava principalmente la presenza di criticità in ordine alle caratteristiche organolettiche dei pasti e talvolta il riscontro di corpi estranei nel pasto, è stato direttamente rilevato dalle dietiste che il menù servito non era totalmente rispondente al menù giornaliero, in quanto costantemente una delle 3 pietanze, primo, secondo contorno, era stata sostituita con una non ricompresa nel menù prestabilito per la giornata e non c'era differenza nel peso tra i pasti destinati alla scuola materna e quelli alla scuola primaria. Inoltre il pasto caldo fornito spesso si presentava freddo. Tale attività di monitoraggio è stata portata sempre a conoscenza della Direzione Pubblica Istruzione del Comune di Catania, per quanto di competenza. Premesso quanto sopra, valutato che la tipologia di attività e le carenze riscontrate nel corso dei mesi fanno classificare la ditta di ristorazione tra quelle ad alto rischio, il SIAN sta mensilmente monitorando con attenzione l'attività dello stabilimento, anche al fine di adottare eventuali ulteriori provvedimenti interdittivi nei confronti dell'azienda di cui in oggetto. Chiedo all'onorevole Savarino se è soddisfatta. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Assessore, sono veramente contenta che insomma, si è svolto in maniera molto certosino questo monitoraggio, perché abbiamo di fronte, appunto, ci ritroviamo dei bambini e quindi anche la gravità della situazione. Spero che naturalmente questo possa continuare, questo monitoraggio, al fine di vedere se effettivamente questa ditta, credo che insomma anche questo contratto non è il caso che possa andare avanti se non ci sono le condizioni. Quindi comunque mi ritengo soddisfatta della sua risposta e spero e immagino che si continuerà a monitorare il tutto. Grazie Assessore. Grazie
onorevole Savarino. Passiamo all'interrogazione numero 239 che troviamo a pagina 15 dell'onorevole Lavardera. C'è. Assessore. Sì, prego. Grazie. Allora, la interrogazione numero 239 ha come oggetto interventi urgenti per l'immissione in servizio dei medici anestesisti all'ospedale di Niscemi. Si forniscono gli elementi di risposta riferiti dal competente servizio del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Salute sulla base di quanto relazionato dall'ASP di Caltanissetta con nota protocollo 23.373 del 10 maggio 2023. Con deliberazione numero 2 del 5 gennaio 23, questa azienda, nelle more dell'espletamento della procedura concorsuale per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di numero 192 posti di dirigente medico di varie discipline, tra cui il numero 20 posti di dirigente medico di anestesia e rianimazione, indetta con deliberazione numero 2557 del 31 ottobre 2022, per sopperire alla carenza di personale medico nella disciplina di anestesia e rianimazione, ha indetto un avviso aperto per il conferimento di incarichi a tempo determinato e/o sostituzioni sino al 31/12/2022, prorogato al 30 giugno 2023. In data 7 gennaio 23, all'indirizzo di posta elettronica certificata aziendale, concorsi, eccetera, eccetera, come previsto dall'avviso, sono pervenute numero 2 istanze di partecipazione da parte dei seguenti specialisti. Ho indicato solamente le lettere le iniziali dei dottori per evitare, Presidente, una questione di infrazione di quello che sono i principi della privacy. I dottori PF e FS sono le 2 prime istanze pervenute. Con deliberazione del 12 gennaio 23 si è proceduto, dice sempre l'azienda sanitaria di Caltanissetta, al conferimento degli incarichi libero-professionali ai sopracitati medici, i quali in data 20 gennaio 23 hanno sottoscritto i relativi contratti sino al 30 giugno 23. Nel mese di gennaio 2023, quindi questo ultimo scorso mese di gennaio, rispettivamente in data 16, 17 e 30, all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'azienda sono pervenute altre 4 istanze di partecipazione da parte degli specialisti, dottori LR, CR, ES ed LP, ai quali con PEC del 2 febbraio 2023 è stata richiesta la disponibilità ad assumere l'incarico sino al 30 giugno. Hanno fornito disponibilità immediata all'immissione in servizio i dottori LR per 24 ore settimanali, CR per 12 ore settimanali, ES per 18 ore settimanali e il dottor LP per 24 ore settimanali. Con deliberazione numero 729 del 30 marzo 23 si è proceduto a conferire l'incarico libero professionale di medico con specializzazione in anestesia e rianimazione ai sopramenzionati specialisti. Con nota del 7 aprile ultimo scorso, il commissario straordinario in esecuzione della delibera sopracitata ha disposto come sede di assegnazione dei medici specialisti in anestesia e rianimazione l'area sud della provincia della ASP di Caltanissetta. Con PEC dell'11 aprile si è proceduto ad invitare i dottori LR, CR, ES ed LP a sottoporsi a visita medica presso il medico competente, rappresentando che a seguito di idoneità fisica alle mansioni avrebbero potuto presentarsi all'ufficio personale dell'ASP di Caltanissetta per la sottoscrizione del relativo contratto. In ordine ai dottori CR ed ES, a seguito dell'invito a sottoporsi a visita medica presso il medico competente, il dottor ES, con PEC del 12 aprile, ha comunicato all'ufficio personale testualmente: in relazione a quanto in oggetto, il sottoscritto, prima di susseguirsi
del susseguirsi dell'intero iter burocratico al fine della stipula del contratto, libero professionale medico specialista in anestesia e rianimazione chiede di ricevere copia dello stesso contratto da firmare con l'esclusività di svolgere il proprio servizio presso il presidio ospedaliero di Niscemi, di svolgere presso tale presidio solo le seguenti mansioni: assistenza rianimatoria in corso di TAC con mezzo di contrasto, guardia attiva rianimatoria per pronto soccorso e reparti. Se non dovesse essere chiaro, significa che è il medico che pone un limite a quelle che sono le attività che è disposto a fornire. In data 13 aprile si sono presentati personalmente presso l'ufficio del personale i dottori ES e CR, i quali hanno rappresentato che la conditio sine qua non per la sottoscrizione del contratto di medico libero professionista con questa azienda era quella di inserire in sede contrattuale sia le mansioni esclusive che avrebbero voluto svolgere, ossia di assistenza rianimatoria in corso di TAC con mezzo di contrasto e di guardia attiva rianimatoria per pronto soccorso e reparti, e come sede di svolgimento dell'attività il PO Suor Cecilia Basarocco di Niscemi. In tale occasione si è fatto presente ai sopra menzionati specialisti che l'avviso a cui avevano partecipato prevedeva lo svolgimento di tutta l'attività specialistica di anestesia e rianimazione e che inoltre, su disposizione del direttore dell'unità operativa complessa, avrebbero potuto svolgere per inderogabili esigenze di servizio e al fine di garantire i turni di lavoro la loro attività anche presso gli altri pronto soccorso dell'area sud e dei presidi ospedalieri aziendali. Pertanto le loro richieste, sia relative alle mansioni da svolgere sia alla sede, dovevano essere approvate dalla direzione aziendale. Dopo aver interloquito con la direzione aziendale, i dottori LR ed ES hanno comunicato per le vie brevi di non volere accettare l'incarico, poiché non erano state accettate le condizioni da loro poste per la stipula del contratto. In ordine ai dottori LR ed LP, il dottor LR con PEC del 17 aprile 23 dichiarava di rifiutare l'incarico di medico libero professionista perché non in possesso di copia di Green Pass con 3 dosi rafforzato. Il dottor LP non riscontrava la nota con la quale si invitava lo stesso al fine della sottoscrizione del contratto di lavoro a sottoporsi a visita medica presso il medico competente. L'azienda sanitaria provinciale di Caltanissetta ha fornito rassicurazioni in merito al recente espletamento di un nuovo concorso per medici specializzandi, a seguito del quale si attendono le imminenti accettazioni dei candidati vincitori, per cui le problematiche evidenziate dalla interrogazione saranno a breve risolte. Grazie Assessore Volo. L'onorevole Lavardera. Grazie Assessore. Rispetto a quello che lei diceva, Assessore, ci sono parecchie inesattezze che vorrei rappresentarle. Al di là dell'iter burocratico che lei giustamente ci ha espresso in modo preciso e puntuale, seppur in alcune inesattezze, può anche andarmi bene. Quindi mi può ritenere soddisfatto nel merito, però la questione è sempre una ed è semplice. Cioè noi ci troviamo in un ospedale, ricordo ai colleghi della provincia di Caltanissetta, perché ovviamente pure stato essendo eletto nella provincia di Palermo, il nostro lavoro ovviamente è per l'intera regione, che è l'ospedale di Niscemi, che ricordiamolo è la terza città della provincia di Caltanissetta. In questo momento, se uno va al pronto soccorso, non trova un anestesista. Cioè, il tema è questo, Assessore, se c'è un'emergenza sotto questo punto di vista, al di là di quelli che sono i passaggi burocratici o meno, c'è un fatto, c'è un ospedale che è sguarnito di una delle più importanti, collega Gilistro, e tu puoi fare lezioni a me perché sei un medico, che è fondamentale nel comparto di emergenza quando una persona si reca in un nosocomio del pronto soccorso e nello specifico di quello di Niscemi. Cioè, questo è gravissimo, Assessore Volo. Al di là di quello che ha fatto meno l'assessorato, è una situazione che non ci possiamo permettere. Cioè, lasciare un ospedale senza un medico anestesista è un dramma serio. E quindi, al di là di quello che è stato fatto, Assessore, io veramente dico faremo, la sua interrogazione si è conclusa con le parole faremo, risolveremo, provvederemo, ma se una persona in provincia di Caltanissetta, a Niscemi, muore chi per un infarto, chi lo cura?
Poi diremo, faremo, diremo e dicete. Io dico, ma questa è follia. Come viene curato una persona che ha un problema serio? Se manca quella figura che è fondamentale all'interno del pronto soccorso. Poi alla famiglia della persona che morirà diciamo, faremo, avremmo fatto. Noi dobbiamo fare, Assessore, perché è troppo tardi, già oggi è troppo tardi. E questo è il vero problema della nostra sanità, che noi quando c'è l'emergenza allora diciamo ci muoviamo. Ma noi dovremmo essere, come dire, la sanità non delle emergenze, ma dell'ordinarietà. E se questa ordinarietà non funziona, a dimostrazione del fatto che un ospedale è sguarnito di una figura fondamentale, abbiamo fallito tutti. Abbiamo fallito tutti. E quindi non posso che non essere non soddisfatto e non solo rammaricato, perché probabilmente se non facevamo questa interrogazione la situazione forse nemmeno la conosceva. Assessore, la invito a farsi un giro degli ospedali siciliani. La sua presenza deve essere costante, non si rintani dentro gli uffici dell'assessorato di Piazza Ottavio Zino, vada in giro dei pronto soccorsi e sotto questo punto di vista esprimo apprezzamento all'iniziativa dei colleghi del Movimento 5 Stelle che ovviamente attraverso questa piattaforma stanno mettendo in evidenza quello che sono i problemi reali di questa sanità siciliana che non funziona. Vada in giro per gli ospedali, si faccia carico dei problemi dei siciliani perché è una sanità allo sfascio e purtroppo la responsabilità politica di questo sfascio ha un nome e un cognome: Giovanna Volo. Grazie onorevole Lavardera. Passiamo all'interrogazione 253 che troverete a pagina 20 a firma dell'onorevole Chinnici e altro. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Certo, dopo aver ricevuto questo incoraggiamento, credo non sia particolarmente facile continuare, ma comunque. L'interrogazione ha come oggetto centri di riferimento per la Sicilia occidentale per i pazienti con patologie rare, genetiche e acquisite. Si riferiscono gli elementi di risposta richiesti sulla base di quanto relazionato dall'azienda ospedaliera universitaria Policlinico Paolo Giaccone di Palermo con nota 40.580 del 7 giugno 2023. Dal 29 aprile 2011 è stato istituito presso l'azienda universitaria Policlinico un centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle malattie rare neurologiche con responsabile prima la professoressa Brigida Fierro, quindi al suo pensionamento dal professor Filippo Brighina, in atto responsabile anche della unità operativa semplice e dipartimentale di neurofisiopatologia, alla quale afferisce il suddetto centro di riferimento regionale, per quanto attiene le attività ambulatoriali e di ricovero diurno. Il centro di riferimento regionale si è sempre occupato di diagnostica, gestione clinica, trattamento di attività di ricerca nell'ambito delle malattie rare neuromuscolari. Dal 2013, con decreto assessoriale 617 del 28 marzo 2013, nel territorio della Sicilia occidentale veniva identificato un altro centro di riferimento regionale attivo anche prima di tale riconoscimento. Il Centro di riferimento regionale per la prevenzione, diagnosi e cura delle patologie dell'apparato respiratorio dei pazienti affetti da malattie neuromuscolari rare, allocato presso la unità operativa di malattie dell'apparato respiratorio prima dell'azienda Ospedale Riunito Villa Sofia Cervello di Palermo. Responsabile la dottoressa Grazia Crescimanno. Questo centro di riferimento regionale si occupava specificatamente della gestione dei disturbi respiratori dei soggetti affetti da malattie neuromuscolari rare, distrofie muscolari, neuropatie autoimmuni, genetiche, malattie di motoneuroni, sclerosi laterale amiotrofica, tra le principali, che presentano peculiarità rispetto alla totalità dei disturbi respiratori e necessitano di personale specializzato qual è la dottoressa Crescimanno. Come evidenziato dagli interroganti, nel 2022 cessava il rapporto di collaborazione con la dottoressa Crescimanno, dipendente del CNR, che operava presso l'azienda ospedaliera riunita Villa Sofia Cervello con una convenzione.
Anche se formalmente il centro di rilievo regionale continuava ad esistere, come attestato dall'ultimo aggiornamento dell'elenco dei centri di riferimento regionale per le malattie rare, di cui al decreto assessoriale 388 del 20 maggio 22, nel quale viene indicato quale responsabile la dottoressa Daniela Volpes, ci si è trovati improvvisamente con la necessità di gestire le problematiche respiratorie dei soggetti affetti da malattie neuromuscolari rare, che evidentemente non ritrovavano lo stesso livello di assistenza del centro di riferimento regionale ubicato presso l'azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia Cervello. Il professor Brighina, unitamente al dottor Giuseppe Salemi, responsabile dell'unità operativa complessa di neurologia e neurofisiopatologia, ha di conseguenza operato come segue. Ha informato la direzione strategica della OP Giaccone, allora in carico, ottenendo supporto nella attivazione di percorsi atti ad una presa in carico più globale di tale tipologia di pazienti. B. Il Dipartimento Universitario di Biomedicina, Neuroscienze e Diagnostica Avanzata dell'Università degli Studi di Palermo ha stipulato una convenzione con il CNR di Palermo inerente all'attività di ricerca in ambito di disturbi respiratori delle malattie neuromuscolari rare, sulla base della quale la dottoressa Crescimanno opera per attività di ricerca all'interno dell'unità operativa semplice e dipartimentale di neurofisiopatologia. C. Il professore Brighina ha formulato istanze presso la direzione aziendale di attivazione di posti letto dedicati per la gestione di setting di degenza di pazienti con malattie neuromuscolari con specifici percorsi per le problematiche cliniche più strettamente neurologiche, la unità operativa complessa di neurologia e le possibili criticità cardiorespiratorie, la unità operativa semplice e dipartimentale di medicina interna di area critica, le quali hanno dato disponibilità al dottor Brighina di ricoverare o tramite percorso di urgenza o tramite percorso di ricovero programmato pazienti con malattie rare e neuromuscolari. Purtroppo, le dicono dall'azienda, le condizioni strutturali delle unità operative coinvolte non permettono al momento l'istituzione di stanze dedicate nelle quali anche il caregiver possa trovare comoda allocazione come previsto per questa tipologia di pazienti. D. Per quanto attiene al personale, è stato espletato concorso per dirigente medico neurologo con titolo preferenziale di documentata esperienza nella gestione di patologie neuromuscolari per poter affiancare il dottor Brighina nella gestione del centro di riferimento regionale. Si è in attesa della chiamata di 2 vincitori da parte dell'azienda ospedaliera universitaria Policlinico. È stato più volte richiesto l'affidamento di mansioni assistenziali al dottor Vincenzo Di Stefano con progetto su patologie neuromuscolari. In attesa della progettazione del nuovo policlinico, al quale fa riferimento l'interrogazione, è stato pianificato che nell'ambito dei trasferimenti delle unità operative dell'azienda ospedaliera universitaria che dovranno seguire l'apertura del nuovo pronto soccorso, tra i quali è previsto il trasferimento della unità operativa complessa di neurologia nei locali oggi occupati dalle unità operative complesse di odontoiatria e di neurochirurgia, al fine di assicurare una maggiore integrazione operativa tra neurologia e neuroradiologia ed un avvicendamento alla neurochirurgia, trasferita nel limitrofo plesso in passato occupato dall'urologia. Verrà di conseguenza previsto un ampliamento dei posti letto da assegnare sensu lato all'area neurologica, prevedendo alcuni spazi per il ricovero delle malattie neuromuscolari rare adeguati alla tipologia di malato. Mentre nella progettazione del nuovo policlinico sarà certamente possibile prevedere almeno 10 posti letto specificatamente dedicati alle malattie neuromuscolari rare. Grazie Assessore. L'onorevole Chinnici. Grazie Assessore. Mi ritengo parzialmente soddisfatta per il semplice motivo che
dalla risposta emergono le criticità che appunto avevamo evidenziato. Quindi diciamo il trasferimento e lo smantellamento dell'unità operativa che c'era al cervello, il trasferimento al policlinico di fatto ha determinato un peggioramento sensibile del servizio. Questo viene appunto registrato. E l'altra cosa che non è chiara ovviamente, come sempre, è un po' la tempistica di questi locali del nuovo policlinico, perché capiamo che siamo di fronte a malati gravissimi che hanno bisogno e non possono essere trattati come malati ordinari che passano dal pronto soccorso, cose del genere. E quindi la presenza del caregiver è una condizione essenziale per la loro cura, per la dignità della loro persona. Quindi le chiedo, Assessora, di tenere sotto controllo questa situazione, di occuparsene e di capire appunto intanto che tempi ci sono e se invece appunto non sia possibile ripristinare anche il servizio in qualche modo lì al cervello, perché non ho capito di fatto perché è stato smantellato, visto che era un servizio ottimo che veniva fornito. Grazie. Grazie onorevole Chinnici. Passiamo all'interrogazione. Ha chiesto di intervenire l'assessore Volo, prego Assessore. Grazie Presidente. Volevo solo precisare, onorevole, che il rapporto di lavoro, tra virgolette, tra la dottoressa Crescimanno e l'azienda Ospedale Riuniti Villa Sofia Cervello era interrotto dalla decadenza e dal fatto che la convenzione era decaduta, tanto che è stato l'ospedale policlinico a in qualche modo ricostituire questo rapporto di lavoro al fine di avere comunque la consulenza della dottoressa Crescimanno. Come? Non rinnovata, è stata modificata, nel senso che il rapporto adesso non è più tra il CNR e l'azienda ospedaliera Cervello Villa Sofia, ma bensì tra CNR e Policlinico. Quindi è modificata. Quello che lei ha rilevato è giustissimo, la parte strutturale del Policlinico è sicuramente in questo momento nella difficoltà di assolvere a quel compito di adeguata assistenza, perché i locali non sono idonei a poter ricevere il caregiver. Grazie Presidente. Grazie Assessore. Andiamo all'interrogazione 309 a pagina 47 a firma di Ardizzone e altri. Prego Assessore. Ricovero dell'ex ospedale Ferrarotto Alessi di Catania per scongiurare il rischio di incendio della folta vegetazione che ricopre l'intera area. Si forniscono gli elementi di risposta forniti dal competente servizio del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Salute sulla base di quanto relazionato dalla AOP Rodolico San Marco di Catania. In relazione alle segnalazioni ricevute in merito allo stato di vetustà del complesso immobiliare riconducibile all'ex PO Ferrarotto, quale immobile afferente al patrimonio indisponibile di questa azienda, si rappresenta che a seguito della definitiva cessazione delle attività sanitarie insistenti presso il PO Ferrarotto, con conseguente trasferimento delle stesse presso i presidi ospedalieri Rodolico e San Marco di Catania, l'azienda, in ottemperanza alle linee di indirizzo regionali tempo per tempo diramate, ha avviato in modo sinergico con diverse amministrazioni pubbliche processi di razionalizzazione, ottimizzazione e valorizzazione del patrimonio pubblico di diretta afferenza. Le iniziative poste in essere hanno riguardato l'avvio di programmi di concessione in utilizzo degli immobili non più destinati ad attività sanitarie, con la finalità di garantire la razionalizzazione degli spazi e la più idonea collocazione degli uffici periferici dell'amministrazione dello Stato, favorendo la riduzione dei costi per locazioni passive, oltre che il risparmio dei relativi costi di gestione delle sedi in uso. In tal senso, con specifico riferimento ai locali del presidio ospedaliero Ferrarotto, è stato sottoscritto in data 8 ottobre 2018 contratto di comodato d'uso gratuito
con il Ministero degli Interni, Questura di Catania, riferito inizialmente al padiglione Ferrarotto, successivamente esteso nel giugno 2020 ai padiglioni G ed H del medesimo presidio ospedaliero. Ed ancora analoga concessione in comodato d'uso è stata definita con l'Arnas Garibaldi di Catania in relazione alle aree di parcheggio adiacenti al padiglione D del medesimo compendio immobiliare. Ciò premesso, appare non di meno utile rappresentare che l'azienda sta procedendo di concerto con la Prefettura di Catania e con l'Agenzia del Demanio e il Ministero dell'Interno, l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, la Polizia di Stato alla definizione delle procedure concessionarie per gli immobili o le porzioni degli stessi sui quali non insistono più attività sanitarie, tenuto conto che allo Stato dette amministrazioni occupano immobili non più adeguati alle rispettive esigenze in quanto vetusti e fortemente carenti sotto il profilo logistico e funzionale. Al riguardo, al fine di individuare una soluzione allocativa maggiormente idonea, verificata l'indisponibilità di immobili statali liberi e adeguati a tale uso, la Regione Siciliana e l'azienda, quale ente strumentale della stessa, anche allo scopo di contribuire al potenziamento delle misure di sicurezza nel territorio regionale, nonché procedere alla rifunzionalizzazione delle strutture ospedaliere dismesse, si è resa disponibile a cedere in uso in favore dello Stato e/o di altri enti regionali gli immobili afferenti il proprio patrimonio non più destinati ad attività sanitarie. L'Arma dei Carabinieri in particolare ha espresso il proprio gradimento sui rimanenti padiglioni del Pio Ferrarotto, essendo gli stessi, oltre che ubicati al centro della città, anche perfettamente adeguati sotto il profilo dimensionale e funzionale alle esigenze di una moderna caserma con eccezionale capacità operativa e logistica, fermi restando gli interventi di completamento da porre in essere. Per quanto precede, nell'ambito dell'interlocuzione già avviata, le parti hanno manifestato la propria disponibilità a valutare congiuntamente ulteriori ipotesi di razionalizzazione che possano coniugare le esigenze logistiche delle amministrazioni pubbliche interessate con la necessaria tutela e conservazione del patrimonio immobiliare pubblico. Vuole conclusivamente evidenziarsi che, al fine di definire i reciproci impegni e stabilire tempi e modalità di attuazione nell'ambito delle rispettive competenze, le amministrazioni interessate hanno convenuto di sottoscrivere apposito accordo, individuando un percorso condiviso propedeutico alla realizzazione dell'iniziativa. Conclude l'azienda affermando che, per quanto di competenza, curerà gli opportuni interventi per mantenere in buono stato manutentivo le pertinenti aree a verde. Grazie Assessore Volo. Non essendoci l'onorevole Ardizzola e Sunseri, c'è l'onorevole Schillaci. Vuole rispondere lei? Semplicemente chiedere all'assessore se gentilmente può trasformare in risposta scritta e far avere se fosse possibile, alla deputata. L'avesse detto prima avremmo risparmiato questi 5 minuti, però Assessore l'ha sentito. Non è soddisfatta? Soddisfatta o no? Non ha risposto. Non soddisfatta. Insoddisfatta. Allora, passiamo alla interrogazione 315 che trovate a pagina 49 a firma dell'onorevole Lavardera e altri. Prego, Assessore. Grazie Presidente. Allora, oggetto di questa interrogazione sono interventi urgenti al fine di scongiurare l'applicazione del cosiddetto payback, che prevede la restituzione di ingenti somme allo Stato da parte delle aziende fornitrici di materiale ospedaliero. Si riferiscono di seguito gli elementi di risposta forniti dal competente servizio del Dipartimento Pianificazione Strategica. Si premette che la materia oggetto dell'atto ispettivo è di competenza dello Stato, tant'è che con decreto del 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 22, serie generale numero 2106, è stato certificato il superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 16, 17 e 18, quantificando nello specifico la quota complessiva di ripiano della Regione Siciliana da porre a carico delle aziende fornitrici dei dispositivi medici per i medesimi anni, in complessivi euro 34.373.942.
Con decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022 sono state adottate le linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali, ai sensi dell'articolo 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022 numero 115, concernenti il ripiano dei dispositivi medici per superamento del tetto di spesa. In ossequio alle disposizioni ministeriali, questa amministrazione ha provveduto ad emanare il decreto assessoriale numero 1247 del 13 dicembre 2022, con il quale sono state individuate le aziende fornitrici soggette al ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015, 16, 17 e 18 nella Regione Siciliana. Il precedente decreto è stato successivamente modificato con il decreto assessoriale numero 62 del 31 gennaio 2023, per effetto delle disposizioni contenute nel decreto-legge 11 gennaio 2023 numero 4, con il quale il Governo nazionale apporta modifiche all'articolo 9 ter, comma 9 bis del decreto-legge 19 giugno 2015 numero 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015 numero 125, prevedendo nello specifico al 30 aprile 2023 il termine entro il quale le aziende fornitrici assolvono i propri adempimenti in ordine ai versamenti in favore delle singole regioni e province autonome. Premesso che nell'interrogazione si dichiara che la norma nazionale presenta molteplici aspetti di incostituzionalità e irragionevolezza e oltre 600 società in tutta Italia hanno già fatto ricorso al TAR, e che si chiede di sapere quali iniziative si intendono attuare per la sospensione momentanea del provvedimento al fine di dare respiro all'intero comparto, già alle prese con il rincaro delle materie prime nelle more del pronunciamento della giustizia amministrativa, si rappresenta che il Dipartimento Pianificazione Strategica, dopo aver ascoltato gli operatori economici del settore sulle difficoltà a far fronte al meccanismo del payback sanitario, ha incontrato il Ragioniere Generale dell'Assessorato al bilancio della Regione Siciliana e il Dirigente Generale dell'Ufficio Legislativo e Legale per affrontare congiuntamente la tematica. Da ultimo, ai sensi del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 2023 numero 98, il termine di versamento a ciascuna regione autonoma nella misura pari al 48% dell'importo indicato nei provvedimenti regionali, previsto dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge 30 marzo 23 numero 34, convertito con legge 26 maggio 23 numero 56, è stato ulteriormente prorogato al 30 ottobre 23. Pertanto, con decreto assessoriale numero 741 del 21 luglio 23, per effetto delle disposizioni normative citate, si è provveduto ad aggiornare le tabelle delle aziende fornitrici soggette al ripiano dei dispositivi medici per gli anni 2015, 16, 17 e 18 nella Regione Siciliana. Alla luce degli incontri svolti sul tema e in relazione alla legislazione vigente, che è espressione del Parlamento nazionale, non sembrano esservi le condizioni per legittimare la richiesta contenuta nell'interrogazione di posticipazione di almeno un anno degli effetti del provvedimento de quo. Grazie Assessore. Onorevole Lavardera. Sì, Assessore, ho ascoltato la sua risposta. Se non ci sono le condizioni per prorogare di un anno, allora mandiamo in fallimento tutte queste aziende che, ricordiamolo, si trovano in questa situazione per inadempienze che non sono colpa delle stesse aziende. Perché le faccio un esempio, Assessore: se la Regione stanzia 100.000 euro per l'anno 2018 per l'acquisto di presidi, ma a rendiconto si accorgono di averne spese 200.000 euro, anziché assumersi totalmente la responsabilità di questa mala gestione, si chiede all'azienda di tornare indietro 50.000 euro. Cioè noi stiamo dicendo a queste aziende, che ricordiamo, perché poi quando parliamo di presidi, dentro alle cose bisogna collocare, dare un nome per spiegare bene di che parliamo. Parliamo di mascherine, parliamo di attività sanitaria necessaria, quindi parliamo di dotazione medica essenziale, perché queste aziende, ricordiamo, danno alle strutture ospedaliere ovviamente materiale fondamentale per l'esercizio dello svolgimento della funzione sanitaria. Quindi questi si trovano nel paradosso di dover restituire dei soldi per un errore che non è il loro, non poter più fornire un servizio che è fondamentale per i cittadini, perché se non ci sono quelle presidi sanitari non si può svolgere
il servizio necessario e ci troviamo poi gli ospedali che non hanno di fatto le essenziali basi per poter procedere. Assessore, questa risposta, se mi lascia parzialmente soddisfatto, perché riconosco che comunque l'assessorato quantomeno si sta ponendo il problema di capire come poter venire incontro a queste aziende con il ragioniere generale, quindi l'assessore e il ragioniere Tozzo, e ovviamente mi rendo conto che l'assessorato si sta ponendo il problema di capire e guardarci dentro. Quindi da un lato sono ovviamente parzialmente soddisfatto, apprezzandole lo sforzo, perché lo ricordo, assessore, io quando faccio attacchi sono squisitamente politici, non mi permetto di entrare nel merito personale. Mi dispiace vedere che a volte va un po' in difficoltà pensando che possa essere qualcosa di personale. Le mie considerazioni sono assolutamente politiche e quando lei risponderà alle interrogazioni in modo preciso e puntuale non avrò una posizione preconcetta o precostituita e comunque sarò sempre insoddisfatto. Questa interrogazione mi lascia soddisfatto perché comunque c'è l'attenzione da parte del suo assessorato, ma non posso non esprimere solidarietà a quelle aziende che si trovano a dover restituire migliaia e migliaia di euro per colpe che non sono loro e che quindi si trovano in estrema difficoltà. Assessore, la prego, e questo è l'invito che faccio a conclusione di questa ultima interrogazione delle 18 che avevo preparato, ormai non mi potrà rispondere: vada nei territori, c'è una situazione drammatica, ci sono situazioni di ospedali che rischiano la chiusura, uno per tutti l'ospedale di Corleone. Io so che lei sicuramente si sta ponendo il problema di capire cosa succede nelle Madonie, di capire cosa succede in questi territori dell'entroterra dove non ci sono nemmeno i medici di base. La situazione è drammatica. Io la invito veramente con molta onestà intellettuale, anche con la presenza dell'opposizione, andiamo a fare insieme queste ispezioni, perché è fondamentale capire le cose che non funzionano in questi ospedali, e sono convinto che siccome lei è stato un medico, lo è, nel senso che è sempre medico, ma ovviamente ha svolto anche ruoli dirigenziali, avrà a cuore che le cose funzionano, perché comunque la faccia è pur sempre la sua, se le cose funzionano o meno. Quindi io sono fiducioso del fatto che, come dice il Presidente Galvagno, ci sarà la possibilità di poter fare una seduta magari dedicata a tutte le altre interrogazioni inevase, perché è fondamentale dare risposte certe ai cittadini, e per questa interrogazione ne si porta una sufficienza abbondante. Ma nulla questo, assessore, che quando mi rivolgo a lei personalmente non sono fatti squisitamente personali. Poi se ritiene di non poter rispondere a queste cose, ovviamente nessuno gliel'ha prescritto il medico di fare l'assessore, può pur sempre dimettersi e tornare a casa. Grazie. Onorevole Lavardera, giusto per precisazioni, ribadisco e anticipo anche probabilmente qualcuno, il question time dura un'ora. L'assessore Volo non si è sottratta. Se non fosse venuto in aula capivo tutte le perplessità del caso, ma oggi è qui e sta rispondendo a tutte quelle che riusciremo a fare in un'ora. E ripeto, secondo me noi non ci arriveremo. Ciò non di meno ha chiesto di intervenire l'onorevole Catanzaro, prego, e successivamente ha chiesto di intervenire l'onorevole De Leo sull'ordine dei lavori. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Solo per cercare di trovare una risposta, considerando che abbiamo la presenza dell'assessore Volo e quindi del Governo in merito a quello che è il tema della sanità, però volevo comprendere, al di là dell'ora che noi abbiamo di interrogazioni e risposte, qual è il criterio per cui noi stiamo affrontando le interrogazioni parlamentari? Perché? Guardando quello che noi abbiamo a disposizione rispetto all'ordine cronologico delle interrogazioni presentate da diversi colleghi nei mesi passati, con argomenti tutti importanti, io vorrei comprendere, e lo chiedo alla Presidenza, ma lo chiedo alla Presidenza in quanto l'assessore o gli uffici dell'assessorato sicuramente avranno comunicato, perché nel momento in cui noi decidiamo la scorsa settimana, Presidente, e dice bene lei, anzi colgo l'occasione per dargli il benvenuto considerando che tutto è andato bene e quindi considerando che abbiamo pensato di iniziare con la rubrica sanità, che nei mesi passati più volte è stata rinviata. Presidente Galvagno, vorrei comprendere qual è il criterio delle risposte, delle interrogazioni,
perché mi risulta che ci sono interrogazioni presentate dal mese di marzo che attendono risposta e non capisco qual è il criterio. Quindi noi stiamo parlando di un tema che tutti i giorni lo affrontiamo sulla sanità e sul diritto alla salute, come se nulla fosse accaduto. Abbiamo interviste importanti che dicono di un'idea diversa di sanità e di strategia e oggi, quando abbiamo un'opportunità, Presidente, mi rivolgo a lei, con un'ora a disposizione sulla sanità, quasi quasi noi tiriamo a sorte o a pallini sulle interrogazioni. Ma stiamo scherzando? Io voglio capire oggi, perché altrimenti, signor Presidente, per me possiamo chiudere adesso l'Aula, andiamo in conferenza di capigruppo e andiamo a rideterminare le cose, perché non è possibile. Cioè è come se questo Parlamento venisse ogni giorno offeso. Offeso da che cosa? Da un'ora di interpellanze, perché abbiamo il diritto di sapere che cosa accade nei territori e sulla sanità. Ma stiamo scherzando? Presidente, e non è il mio modo di alzare la voce e me ne scuso, ma siamo stanchi. Grazie onorevole Catanzaro. Ripetita Juvent, non è stata fatta una cosa straordinaria, è nel regolamento e si sa che nelle sedute c'è un'ora di question time. In quest'ora l'assessore sta rispondendo a, non so quale criterio abbia utilizzato, magari lo dirà successivamente. Lo dirà sicuramente l'assessore successivamente. Al microfono ora parla. Va bene. Intanto ha chiesto di intervenire prima l'onorevole De Leo, successivamente l'onorevole Savarino. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente e bentornato. Io però colgo l'occasione per dire all'assessore Volo, per evidenziare quello che tra l'altro ha già detto il collega Catanzaro, cioè io ho qui, caro collega, delle interrogazioni che hanno la data di marzo, di febbraio, la data di marzo, la data di aprile, interrogazioni a risposta scritta, assessore, di cui non ho traccia, ed è vergognoso in un tema importante come quello della sanità, della salute dei siciliani, che io non riesca ad avere delle risposte. Le dico pure quali sono gli argomenti, giusto perché lei, mi auguro, prenda appunti e verifichi come è possibile che io attenda ancora delle risposte scritte, perché un'interrogazione a risposta scritta da marzo riguarda l'ospedale, il presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela, e non ho avuto risposte. Sui PUA, sui punti unici di accesso, che riguardava la questione in particolare che riguardava la competenza dell'ASP di Messina, su cui non ho avuto risposta. Poi c'è, per quanto riguarda le iniziative urgenti che riguardavano l'ospedale di Milazzo e Barcellona, l'ospedale di Lipari. Noi questo non ce lo possiamo permettere, o quantomeno voi non vi potete permettere di non rispondere, di non darci le informazioni che servono non a noi, ma ai siciliani e ai cittadini e alle comunità. Questo è un vostro dovere, quindi Assessore, mi auguro che lei faccia realmente una verifica di questa situazione, perché è inaccettabile non riuscire ad avere risposte dal mese di marzo, di febbraio. Quindi le chiedo di fare una verifica e le chiedo di far sì che quanto detto anche dal collega una volta per tutte si capisca qual è il criterio. Grazie. Grazie onorevole De Leo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Savarino. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Come è evidente anche dagli interventi dei colleghi, c'è un tema e un'esigenza di approfondimento, che è il tema della sanità, che richiede un'attenzione massima del Governo e, Presidente, un'attenzione anche di questa Assemblea. Al di là delle interrogazioni e delle interpellanze che oggi per motivi temporali non possono rientrare nell'oggetto della discussione di quest'Aula, però è chiaro che viene fuori da parte delle opposizioni, ma ripeto anche da parte della maggioranza, l'esigenza di approfondire alcuni temi delicati che riguardano la sanità
in quest'Aula parlamentare per evitare che vengano da noi deputati letti sui giornali. Noi abbiamo letto sui giornali di reti ospedaliere che devono essere riviste, come se fosse già una cosa accettata, digerita e forse già predisposta, quando sappiamo bene che una rete ospedaliera ha bisogno di un iter lungo e certamente ha bisogno di un ascolto da parte del territorio, di un ascolto che passa attraverso la rappresentanza territoriale, che siamo noi. Abbiamo letto di spartizione di poltrone, 6 a questo, 6 a quest'altro partito, ma di che stiamo parlando? Siamo in una fase di transizione tra una governance e un'altra e quello che interessa ai siciliani è che si alzi la qualità della governance sanitaria e dell'assistenza sanitaria e su questo noi non transigiamo. Non c'è colore di partito, non c'è tessera, non c'è battaglia politica di appartenenza. C'è serietà, c'è esigenza di dialogo, c'è esigenza di ascolto. Oggi l'abbiamo sentito dai colleghi e lo ribadisco pure io. Se serve, colleghi, facciamo una seduta tutta sulla sanità e affrontiamo i temi che stanno emergendo. Noi veniamo da Agrigento e col collega sappiamo che si è dimesso il primario del pronto soccorso perché non ci sono risorse umane. Ci sono proposte che si possono fare anche a legislazione vigente. Cerchiamo di dare di più a chi lavora negli ospedali periferici, a chi accetta di lavorare in sedi periferiche rispetto a chi lavora in sedi che sono più avvantaggiate perché hanno più personale. Andiamo incontro evitando di regalare soldi a gettoni a quelle cooperative che alimentano questo sistema, perché se un medico può guadagnare per 4 volte non partecipando ai concorsi da esterni ma lavorando a gettone è un cane che si morde la coda, perché chi accetterà di partecipare a un concorso e vincere in una sede disagiata sapendo che piuttosto che 30 persone collaborerà con 12 e piuttosto che guadagnare un fisso attraverso il gettone può guadagnare molto di più? E questo è un tema. Che sanità vogliamo? Vogliamo una sanità che si ammazzi così tra colleghi? Che rendi ancora di più vacanti quelle sedi che sono in difficoltà? Vogliamo una sanità che faccia mancare la presenza sul territorio? Io sto parlando dell'ospedale di Agrigento, non del piccolo ospedale di provincia. Immaginiamo come stanno i piccoli ospedali di provincia. Facciamo una seduta monotematica e io inviterei l'assessore. Io sono disponibile, ma sono convinta che anche i miei colleghi degli altri partiti lo saranno. Facciamo un giro di tutti gli ospedali, territorio per territorio. Andiamo a sentire i disagi, le esigenze. Alcune risposte possono essere date, alcuni fondi sono già stati stanziati, le strutture possono essere migliorate, alcuni lavori sono bloccati per motivi burocratici. Sblocchiamoli. Ma cerchiamo di guardare in altro. Evitiamo che sulla sanità si giochi una partita che viene fatta è letta sui giornali da cittadini dando la sensazione che la sanità è un campo di conquista. Non è quella. La sanità, e lo dico da figlio di medico, mio padre è stato 45 anni direttore sanitario, è prima di tutto attenzione al paziente. Quella è la nostra priorità. Non c'è colore politico su questo. Non esiste. Grazie. Grazie onorevole Savarino. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Di Pasquale sull'ordine dei lavori. Prego onorevole. Grazie Presidente e bentornato, ci ha fatto stare in ansia. Io sono venuto in pace oggi, tranquillo e sereno, contento che c'era l'assessore. Lo sa qual è il motivo principale perché io sono venuto puntuale venendo da Ragusa, che è lontano? Perché c'era un'interrogazione scritta mia all'ordine del giorno, che è la 272. Qui il tema non è fare la seduta per discutere dei problemi della sanità. Ci siamo d'accordo, facciamo tutto quello che dobbiamo fare, però le cose devono avere i piedi per camminare. L'errore che è stato fatto oggi è non aver seguito un ordine cronologico, perché non c'è interrogazione che abbia
o che meriti attenzione rispetto a un'altra, non c'è territorio che meriti attenzione rispetto a un altro, sono tutte legittime. Perché giustamente quando invece poi noi tocchiamo criteri, ci muoviamo attraverso non criteri oggettivi, poi giustamente Di Pasquale, che si vede l'interrogazione 272 per una scelta dell'assessore saltata dalla 309, dalla 315, dalla 319, 331, 422, 423, 433, poi si dispiace. Cioè, quindi questa è una cosa che non deve accadere mai più, perché la mette in difficoltà l'assessore, cioè glielo dico proprio in maniera costruttiva, la mette in difficoltà anche perché le altre interrogazioni, non ci sono interrogazioni che meritavano più attenzione rispetto ad altre. Cioè, quindi io veramente pretendo che questa mia interrogazione venga discussa, lei mi dia una risposta per quella che può darmi, ma che me la dia. Cioè, è un'interrogazione di marzo, cioè noi lo dobbiamo salvaguardare i rapporti tra governo e Parlamento e in particolar modo tra governo e minoranza. Non ve lo dimenticate mai, che sia quelli di maggioranza che il governo stesso e la Presidenza, ma io sulla Presidenza gliela riconosco questa capacità. Lo dovete fare anche voi del governo, un occhio di riguardo nell'ascolto e nel confronto lo dovete avere proprio per le minoranze, proprio perché sono minoranze. Questi sono gli insegnamenti che ci hanno trasmesso i nostri padri costituenti. Cioè, quindi io vi prego, proprio perché sono venuto in pace e me ne voglio andare in pace, vi prego che questa interrogazione breve di discuterla. Grazie onorevole Di Pasquale. Proprio per questa ragione, in virtù del fatto che l'ora del question time si è conclusa, io sospendo l'Aula per una capigruppo e poi insieme decideremo se voler continuare ad allungare, cosa che sostanzialmente non è prevista nel regolamento, però se c'è l'intesa da parte di tutti i gruppi parlamentari potremmo farlo ed eventualmente capire insieme al governo e all'assessore quale percorso seguire. Quindi sospendiamo l'Aula 10 minuti e chiedo di venire i capigruppo in sala lettura. Grazie. La seduta riprende. Colleghi, dopo la capigruppo in sintonia con tutti i gruppi parlamentari si è deciso di voler continuare per ascoltare l'assessore Volo circa le ultime interrogazioni e interpellanze che abbiamo elencato a inizio seduta e entro il mese reincontrare l'assessore Volo che in ordine puramente cronologico risponderà a un'intera seduta, quindi non ci sarà soltanto un'ora di question time, ma una seduta dove ci sarà attività ispettiva, così che possiamo, smaltire il lavoro pregresso. Adesso passiamo, domani ricordo che ci saranno i disegni di legge per quanto concerne il codice degli appalti, quello sullo sport, quello sull'intesa e il voto che riguarda Cascio Alongi e poi settimana prossima, a seconda dell'interlocuzione che avremo con il governo, decideremo se nella seduta del 19 tratteremo il tema incendi piuttosto che continuare con questa attività ispettiva da parte dell'assessore Volo, che permettetemi, devo dire che non si sottrae al confronto. Poi chiaramente può piacere, non può piacere, però intanto è qui in aula a riferire. Pertanto passiamo all'interrogazione numero 319 dell'onorevole Chinnici. L'onorevole Di Pasquale credo che sia stato... Voleva intervenire, onorevole? Grazie. No, prima l'onorevole Di Pasquale che voleva intervenire. Sì, no, Presidente, Assessore, solamente ho ricevuto da parte dell'assessore Volo la risposta che poi del resto poi abbiamo scoperto che aveva anche, era pronta per potermi rispondere all'interrogazione e casualmente non era stata inserita nell'elenco. Io però ribadisco che noi dobbiamo starci attenti su questo, avere criteri sempre che sono criteri chiari in modo che non ci mettono in discussione, non mettono in condizione poi
di sentirci, in particolar modo quelli della minoranza, di sentirci trattati male. Grazie onorevole Di Pasquale, pertanto non so se ha sentito che proprio la settimana prossima continueremo non col question time ma faremo un'attività ispettiva più lunga per dare la possibilità in ordine cronologico di rispondere a quante più interrogazioni possibili. Pertanto passiamo all'interrogazione numero 319 che troviamo a pagina 51 dell'onorevole Chinnici. questa l'abbiamo fatta? No, il 300. Ok, è simile infatti. Prego Assessore, sì. Allora, l'oggetto è gli intendimenti in materia di payback sanitario, quindi diciamo che è la stessa risposta che io ho già fornito nella interrogazione che era stata precedentemente fornita. Posso senz'altro rileggere, i contenuti sono gli stessi, quindi... No, se la risposta è identica chiediamo semplicemente all'onorevole Chinnici se è soddisfatto o meno. L'argomento è lo stesso. Se la risposta è uguale è inutile rispondere nuovamente. Allora, il problema, no, soddisfatta ovviamente no, perché diciamo, per quello che ho capito diciamo, il problema è stata una pianificazione sbagliata fatta a monte dalla Regione e di fatto diciamo, si è creata una grave difficoltà per questi operatori. Tra l'altro le altre regioni si sono mosse diciamo, in autonomia e quindi diciamo, questa differenza fra speso e pianificato è evidentemente una responsabilità della Regione. Quindi, diciamo, la situazione mi sembra... Poi vorrò leggere la risposta scritta, però non mi ritengo soddisfatta. Grazie onorevole, allora non è soddisfatta. Passiamo all'interrogazione numero 331 che troviamo a pagina 55 dell'onorevole Campo. Sì. Notizie sul reparto di urologia dell'ospedale Giovanni Paolo II di Ragusa. Di seguito si forniscono gli elementi di risposta riferiti dalla Direzione Generale dell'ASP di Ragusa per il tramite del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato Salute. Con riferimento al personale medico, ha rappresentato l'azienda sanitaria che presso l'unità operativa complessa di urologia del presidio ospedaliero Giovanni Paolo II di Ragusa, modulo di ricovero e cura con numero 12 posti letto ordinari e numero 2 posti letto in day hospital, risultano al mese di luglio in servizio 6 dirigenti medici a fronte di 8 unità previste dalla vigente dotazione organica. La Direzione Generale dell'ASP ha intrapreso le azioni di seguito elencate volte al reclutamento delle unità mediche mancanti che hanno prodotto l'assunzione di un solo medico specializzando. Con deliberazione 85 del 17 gennaio 2023, approvazione atti della selezione pubblica per titoli e colloquio per la formulazione di una graduatoria per il conferimento di incarichi a tempo determinato di dirigente medico disciplina urologia. Deliberazione del 817 del 31 marzo, concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di numero 5 posti di dirigente medico di urologia, approvazione atti e graduatoria specializzanti, dichiarazione vincitori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ed esclusivo. Nelle more del completamento dell'organico, il personale medico presente con grande spirito di abnegazione garantisce comunque la continuità clinico-assistenziale anche ricorrendo al regime di prestazioni aggiuntive. Con riferimento al direttore dell'unità operativa complessa, sempre di urologia, ha rappresentato che, con deliberazione numero 202 del 27 gennaio 2023, si è proceduto alla presa d'atto delle dimissioni volontarie dall'impiego rassegnate dal dottor Diego Signorello con decorrenza dal 1 maggio 2023. Le motivazioni che hanno determinato le dimissioni afferiscono esclusivamente alla sfera strettamente personale del professionista. Con deliberazione 1358 del 7 giugno 23 è stata indetta selezione pubblica per titoli e colloqui per l'attribuzione dell'incarico di direttore dell'unità operativa complessa. In tale contesto risulta del tutto evidente che non può essere ascritta alla Direzione Generale alcuna volontà di svuotare il presidio Giovanni Paolo II, che è e rimane unica struttura baricentrica e di riferimento per le patologie emergenze-urgenze,
urologiche, nonché per il percorso nascita, punto nascita di secondo livello e la cardiologia con emodinamica inserita nella rete IMA regionale. Precisa inoltre che già dal 9 febbraio 2023 è stata ripristinata la piena funzionalità dell'unità operativa complessa di pediatria del PO Giovanni Paolo II, a conclusione di un complesso iter procedurale e organizzativo per fronteggiare la carenza strutturale di medici pediatri attraverso l'ottimizzazione delle risorse disponibili e il reclutamento di specialisti nella branca, che il trasferimento temporaneo della unità operativa complessa di otorinolaringoiatria presso il PO di Modica ha riguardato la sola degenza, mentre presso i presidi ospedalieri di Ragusa continua ad essere assicurata l'attività ambulatoriale e di consulenza specialistica. Si precisa al riguardo che siffatta determinazione è stata assunta dalla precedente amministrazione al fine di garantire la gestione dei posti letto in un setting assistenziale dedicato in mancanza di adeguati spazi nel presidio ospedaliero di Ragusa. A conferma dell'importanza che riveste il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II nella visione aziendale, si evidenzia altresì che l'insediamento presso il presidio a far data dal 16 giugno 2023 del nuovo primario di chirurgia generale professor Fabrizio Luca, con specifica expertise nell'ambito della chirurgia robotica, permetterà di implementare un'ulteriore azione di rafforzamento dell'area chirurgica, che sarà accompagnata da investimenti di rilievo per i quali sono già stati avviati alcuni studi di fattibilità per valutare l'impatto della chirurgia robotica sui bisogni di salute della popolazione di riferimento. Parimenti, continua l'azienda nel rappresentare che al mese di luglio risultava in itinere la procedura di gara per la realizzazione presso il presidio Giovanni Paolo II di Ragusa di un sistema innovativo per il supporto al governo del ciclo del farmaco e del dispositivo medico monouso per l'ASP di Ragusa, e a conferma della centralità non solo territoriale del suddetto presidio per tutta l'assistenza ospedaliera dell'azienda sanitaria provinciale di Ragusa. Ulteriore evidenza dell'impegno dell'azienda sanitaria verso il DEA di primo livello di Ragusa è data dagli investimenti in grandi apparecchiature a valere sul piano nazionale il PNRR, che consentiranno di dotare entrambi i presidi delle seguenti apparecchiature di ultima generazione. Al Giovanni Paolo II, numero 3 ecotomografi destinati alle unità operative complesse di ostetricia, cardiologia e radiologia, un angiografo fisso cardiologico, un telecomandato digitale per esami di pronto soccorso. Al PO Maria Paternò di Arezzo, un acceleratore lineare, una TAC, numero 2 mammografi con tomosintesi. Infine, l'allestimento presso il Giovanni Paolo II della nuova terapia intensiva nell'ambito degli investimenti programmati dalla struttura commissariale per l'emergenza Covid, in coerenza alla vigente rete ospedaliera, permetterà di gestire con un numero potenziato di posti letto, casistica ad elevata intensità di cura, anche nell'esecuzione di interventi chirurgici a maggiore complessità clinico-assistenziale, con necessità di assistenza post-operatoria di natura interventistica. Risulta del tutto evidente che i sopra richiamati interventi contribuiranno sicuramente a migliorare la qualità dei servizi offerti presso il presidio ospedaliero Giovanni Paolo II a vantaggio dell'utenza, con riduzione della mobilità passiva e incremento della mobilità attiva. Questo è quanto ci è stato rappresentato dall'azienda sanitaria. Onorevole Campo, come si dichiara? Prego. Grazie Presidente. Assessore, allora io le consegno la mia fiducia e mi dichiaro soddisfatta, perché fondamentalmente ha letto quello che volevo sentire dire, e cioè che non c'è nessuna volontà di svuotare il GP2 di Ragusa o di chiudere e depotenziare il reparto di urologia trasferendolo in altri ospedali della provincia. Quindi questo era quello che volevo sentire, e le chiederò anche risposta scritta, perché su questa questione vigileremo, in quanto l'anno scorso è stata chiusa pediatria per parecchi mesi e si è presentata la stessa problematica per un altro reparto. Quello che le voglio fare presente è che comunque il problema del personale
che chiaramente è un personale d'eccellenza che ha portato sempre, ecco, l'ospedale e soprattutto questo reparto ad alti livelli, comunque sussiste, sono in sottorganico, fanno dei turni molto stressanti anche nelle ore notturne, appunto col pronto soccorso, e quindi è importante incrementare quella parte di personale mancante, perché a me fa piacere tutte le strutture che ha elencato, che sono state acquistate e che verranno presto messe in funzione, ma spesso succede che tutte queste apparecchiature anche di ultima generazione non vengono utilizzate proprio per mancanza di personale. Quindi è importantissimo che urologia a Ragusa resti dov'è, non venga chiusa, che venga incrementato il personale mancante e che si possa presto restituire a questo reparto la possibilità di fare interventi di prostatectomia e laparoscopia che prima venivano fatti appunto al GP2 di Ragusa e adesso non più, proprio per mancanza di personale. Grazie. Quindi onorevole Campo come si dichiara? Soddisfatta. Ok, grazie onorevole Campo che si dichiara soddisfatta. Andiamo all'interrogazione 421 che si trasforma in scritta perché non è presente il firmatario Figuccia. E passiamo all'interrogazione 423, riordino e razionalizzazione dei centri di procreazione medicalmente assistita della Regione Siciliana e notizie in merito alle iniziative per contribuire a ridurre il fenomeno della denatalità. A prima firma Burtone e altri. Prego, Assessore. Grazie. Con particolare riguardo all'operato del tavolo tecnico sulla PMA si precisa con decreto assessoriale 660 del 29 giugno 2023 si è provveduto a ricostituire la Commissione permanente sulla PMA con il compito, fra gli altri, di supportare l'assessorato sulle decisioni da assumere al fine di garantire un'offerta assistenziale adeguata, compatibile anche con i vincoli imposti dal cosiddetto piano di rientro. La rinnovata Commissione avrà anche il compito di fornire supporto per l'attuazione dell'intesa Stato-Regioni del 19 aprile 2023, con la quale sono state definite le tariffe dell'assistenza specialistica ambulatoriale e protesica, ivi comprese le prestazioni per la procreazione medicalmente assistita. Grazie Assessore. Onorevole Burtone, come si dichiara? Presidente, la risposta è stata molto sintetica da parte dell'assessore, però sotto certi aspetti esplicativa. Devo dire che io ho apprezzato, Assessore, che lei abbia fatto questo decreto. A livello di organizzazione amministrativa si sono fatti passi avanti, non l'hanno fatto tutte le regioni, quindi le devo dare atto che lei ha fatto una cosa importante. Però veda, Assessore, io ho posto una questione un po' più ampia e quindi è una soddisfazione in vigile attesa, legata probabilmente anche con i temi che stiamo discutendo, perché noi abbiamo posto la questione più in generale della denatalità. È un qualcosa che tocca ormai i costumi, il modo di vivere, la condizione socio-economica, le scelte che opera la coppia, la famiglia, quando si forma. Però, Assessore, parlo con lei che ha anche competenza in materia, c'è un 15-20% di coppie che hanno questo problema sanitario ed è l'infertilità. Ora i LEA, i nuovi LEA che noi dobbiamo mettere in pratica, dobbiamo realizzare anche nella nostra Sicilia, individuano nella procreazione medicalmente assistita una modalità di intervento che può aiutare e che deve aiutare e che non deve avere discriminazioni di tipo di censo. Debbono poter fare tutti la procreazione medicalmente assistita. Allora noi poniamo un tema territoriale, nel senso che ci sono province che sono assolutamente
caratterizzata dall'assenza di centri. Quindi un'attenzione particolare per la provincia di Trapani, di Ragusa. Le città metropolitane hanno una loro strutturazione, però devo dire che ci sono realtà in cui sono molto poco presenti le strutture che possano aiutare questo processo di fecondazione della coppia. E per fare questo è necessario pure pensare all'accreditamento delle strutture che ci sono, perché alcune strutture si sono realizzate, ci sono quelle pubbliche, ci sono alcune private, e va dato atto che se la società ha fatto dei passi avanti, noi dobbiamo sostenerli. Accanto a questo, ed è un tema non secondario, mi permetto di dire c'è tutta la questione della procreazione medicalmente assistita eterologa, e su questo piano le discriminazioni di tipo economico sono molto più forti, perché lei sa che i gameti vengono importati e sono costosi, e quindi possono affrontare questa metodologia soltanto quelli che hanno le risorse disponibili. Che cosa noi abbiamo proposto, Assessore? Abbiamo proposto nell'interrogazione di evitare che i gameti che vengono utilizzati per l'impianto nella fecondazione medicalmente assistita omologa, quelli che non vengono impiantati, possano essere donati. Il dono, una delle cose più straordinarie che una donna possa fare, una famiglia possa fare. Perché distruggerli? Attualmente vengono distrutti. Allora, che cosa noi proponiamo? Ci sembra una cosa importante. Noi abbiamo il centro di Sciac, che è quello che raccoglie i tessuti, che raccoglie il cordone ombelicale. Una struttura che, proprio perché parla dei tessuti, Assessore, può avere un riconoscimento come centro per la conservazione dei gameti. E questo significherebbe abbassare notevolmente i costi, perché chi deve fare la fecondazione medicalmente assistita, lei sa che deve fare screening molto spesso costosi, una procedura molto lunga. Quindi perché non aiutare? Lei stamani, e concludo, Assessore, ha detto una cosa molto significativa. Io ho ripensato a queste sue parole perché nella mia esperienza di sindaco vivo queste questioni. Lei ha detto: a volte basta una battuta, un suggerimento, un'indicazione. Noi questa sera, come gruppo del Partito Democratico, le indichiamo questo percorso. Probabilmente non c'è bisogno, Presidente, neanche di una legge, di una norma, di 2 righe. C'è bisogno soltanto forse di un decreto assessoriale, perché, ripeto, i gameti possono essere inquadrati come tessuti. Abbiamo una struttura, non costa nulla, quindi non ci sono piani di rientro, non ci sono risorse che bisogna mettere al centro, e si possa fare un atto utile a quelli che desiderano poter dare vita nella nostra comunità. Grazie. Che si dichiara? Soddisfatto. Per la prima Okay. parte, e poi in vigile attesa. Soddisfatto e in vigile attesa. L'interrogazione 433 si trasforma in scritta perché non sono presenti i firmatari. Andiamo all'interpellanza numero 18 a pagina 10. Allora. Posso? Un attimo, Assessore. Certo. Mi dice lei. Sì. Allora, interpellanza numero 18, iniziative per fronteggiare l'aumento dei costi energetici nelle aziende sanitarie della Regione. A prima firma Di Paola e altri. Prego, Assessore. Sì, questa aveva già avuto comunque una risposta scritta, avevamo mandato la risposta. Allora, in merito agli aspetti di competenza si rappresentano di seguito le informazioni fornite dal Servizio Economico-Finanziario del Dipartimento Pianificazione Strategica dell'Assessorato alla Salute. In particolare, all'articolo 40,1 del Decreto Legge 17 maggio 2022 numero 50 si legge: misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese
e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina. Sono state previste risorse aggiuntive, sono 200 milioni, ad incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l'anno 2022, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Successivamente, all'articolo 5,3 del decreto-legge 23 settembre del 2022, numero 144, ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese e politiche sociali per la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, convertito con modificazioni dalla legge del 17 novembre 22, numero 175, sono state previste ulteriori risorse aggiuntive 1.400 milioni ad incremento del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario corrente per l'anno 2022, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli enti del Servizio Sanitario Nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche e dal perdurare degli effetti della pandemia. Con l'intesa della Conferenza Stato-Regioni, repertorio atti numero 282 del 21 dicembre 2022, è stata approvata la ripartizione del contributo a valere sulle disponibilità del Fondo Sanitario Nazionale 22 ai sensi del decreto-legge 17 maggio 2022 numero 50 e del decreto-legge 23 settembre 22 numero 144, che attribuisce alla Regione Siciliana una quota complessiva pari ad euro 128.718.845. Inoltre, ai sensi del comma 5 dell'articolo 5 del decreto-legge 23 settembre 22 numero 144, convertito con modificazioni dalla legge del 17 novembre 22 numero 175, che ha come titolo «Le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano possono riconoscere alle strutture sanitarie private accreditate nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo 30 dicembre 92 numero 502, anche in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto-legge 6 luglio 2012 numero 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto numero 135, per le finalità richiamate nel comma 3, un contributo una tantum a valere sulle risorse ripartite con il decreto di cui al comma 4, non superiore allo 0,8% del tetto di spesa assegnato per l'anno 2022, a fronte di apposita rendicontazione da parte della struttura interessata dell'incremento di costo complessivo sostenuto nel medesimo anno per le utenze di energia elettrica e gas. Comunque, ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del servizio sanitario regionale. Conseguentemente, sulla base dei riscontri delle aziende del Servizio Sanitario Regionale, nonché sulla base dei contratti e o accordi stipulati nel 2020 con le strutture private, con decreto assessoriale numero 460 del 18 maggio 2023 si è proceduto alla ripartizione e assegnazione della somma complessiva di euro 128.718.845. Grazie. Assessore Volo. Onorevole De Luca, come si dichiara? Parzialmente soddisfatto. Andiamo all'interpellanza numero 22. Iniziative per far fronte alla carenza di personale medico di servizio presso le postazioni 118 dei comuni marginali e montani della Sicilia, a prima firma Venezia ed altri. Prego, Assessore. Allora, si premette che l'Assessorato Salute è intervenuto con appositi accordi integrativi regionali per fronteggiare la carenza di personale medico in servizio presso le postazioni del 118. In particolare, con decreto assessoriale 696 del 2022, del 2 agosto 2022, è stato approvato l'accordo integrativo regionale per l'emergenza sanitaria territoriale che ha sostituito il precedente accordo integrativo regionale del 2007.
al fine di valorizzare le competenze e le professionalità del personale operante nei servizi per l'emergenza 118. L'articolo 3 del citato accordo integrativo regionale individua i compiti e le attività dei medici emergenza sanitaria territoriale che possono essere svolte sia in orario ordinario che in eccedenza oraria, prevedendo una maggiorazione in termini economici nei termini di cui all'articolo 5 del citato accordo. L'articolo 8 dell'accordo prevedeva altresì che entro 180 giorni dalla pubblicazione del predetto decreto assessoriale sarebbero state definite con successivo provvedimento eventuali zone da considerare disagiate e per le quali poteva essere conferita un'indennità oggetto di successivo accordo regionale. Ai sensi del citato articolo 8, con decreto assessoriale 291 del 2023, 5 aprile, per l'esattezza, è stato inoltre approvato l'addendum con il quale sono state individuate come zone disagiatissime le isole minori della Regione. È prevista una indennità di disagio per ora di effettivo servizio reso dai medici dell'emergenza del servizio territoriale presso le predette isole. Ciò costituisce un ulteriore incentivo riconosciuto a detto personale in relazione alle particolari condizioni di lavoro all'interno dei servizi per l'emergenza delle aziende del Servizio Sanitario Regionale. Infine, le parti si sono riservate di individuare in sede di contrattazione regionale un criterio uniforme per tutte le aziende ai fini della definizione della zona disagiata e del corrispondente compenso economico. Grazie Assessore. Onorevole Venezia, come si dichiara? Prego. Grazie Presidente, onorevoli colleghi, Assessore Volo. Noi ci dichiariamo parzialmente soddisfatti dalla risposta dell'Assessore Volo in quanto, come dire, si enunciano documenti di programmazione da parte dell'assessorato. Lei parlava poc'anzi, Assessore, dell'accordo integrativo regionale in cui si fa riferimento anche alle estreme criticità nell'azione di emergenza del 118 in particolare. Ma non servono solo incentivi per le zone disagiate o disagiatissime, come diceva lei, o indennità aggiuntive. Serve nuovo personale che faccia fronte alle esigenze dei territori, soprattutto quelli più marginali, montani, lontani dagli ospedali, dove si rischia la vita ogni giorno, dove il personale, con grande impegno e con grande spirito di abnegazione, è esposto a turni massacranti per consentire di poter funzionare un servizio minimo. Mancano medici nelle turnazioni e quando mancano i medici nelle turnazioni e si è costretti a intervenire in codice rosso per tutta una serie di problematiche legate all'emergenza, molto spesso i soli infermieri non riescono a far fronte alle esigenze dei cittadini e quei cittadini che vivono nei paesi, nelle aree montane, lontani dai grossi centri, rischiano quotidianamente la vita. Ecco, noi abbiamo voluto accendere i riflettori su questo tema perché abbiamo riscontrato in vasti territori, in molti comuni della Sicilia interna, una condizione drammatica sotto questo punto di vista. E allora agli incentivi che l'accordo integrativo regionale prevede, ecco, devono seguire azioni concrete che prevedano proprio in quei contesti personale aggiuntivo, medici e infermieri. E noi chiediamo da questo punto di vista che l'assessore Volo si attivi con sollecitudine, con urgenza, affinché venga assicurato un servizio essenziale ai cittadini che sono nati in contesti differenti rispetto alle grandi città. Per queste ragioni non siamo soddisfatti della risposta e aspettiamo che arrivino materialmente i medici e gli infermieri nelle postazioni del 118 di questi comuni. Grazie. Grazie onorevole Venezia, che mi pare di aver capito che si dichiara parzialmente soddisfatto. Grazie. Andiamo all'ultima interpellanza, numero 35. Intendimenti in merito alla sospensione dell'esecutività dei rimborsi payback richiesti alle aziende fornitrici di dispositivi medici al servizio sanitario regionale ai sensi dell'articolo 9 ter
del decreto legge 19 giugno 2015 numero 78. A prima firma Catanzaro e altri. Prego, Assessore. Allora, Presidente, Sì. diciamo, l'oggetto della interpellanza è lo stesso di altre due e la risposta è uguale. Se Va bene. gli interpellanti, No, va bene. io la posso leggere, altrimenti posso... No, va bene, Assessore. La risposta è simile ad un'interrogazione che già c'è stata in precedenza. No, è A uguale. prima firma, se non ricordo male, Lavardera. Quindi, onorevole Catanzaro, come si dichiara, al netto che comunque la risposta sarà pure scritta? Io posso rileggerle all'onorevole. La risposta è già stata comunicata poco fa all'interrogazione di Lavardera, che era simile in merito sia all'oggetto che al contenuto. L'assessore è disponibile a rileggere nuovamente la risposta, che comunque è... Sì, certo. Prego, Assessore, se fa una sintesi Allora, di pochi secondi. innanzitutto, il problema del payback è un problema che ha gestito il Ministero, quindi è un problema nazionale. Le imprese che sono interessate in questo procedimento hanno di fatto prodotto e venduto molta più materia, e parliamo di ausili, di presidi sanitari, che non sono solamente mascherine, sono tanti altri, sono farmaci, sono presidi anche importanti, e ne hanno venduti più di quanti con il Ministero non fossero stati in qualche modo contrattualizzati. Cosa ha chiesto il Ministero? Io sto cercando di spiegare l'origine del payback. Perdonate se faccio questa precisazione, ma la risposta è collegata a questo, perché è una risposta in cui si dice è una scelta del Ministero, noi possiamo entrare molto poco. La richiesta che visto la quantità maggiore di prodotti forniti e quindi di quantità di guadagno da parte delle imprese, lo Stato cosa ha detto? Noi avevamo stabilito che rispetto a 10 che voi dovevate fornire, noi prendevamo come Stato una certa quota. Di fatto è stato venduto 20. Su questa differenza lo Stato vuole, perché cosa dice? Noi avremmo contrattualizzato ad una condizione maggiormente vantaggiosa per lo Stato in prima battuta. Quindi lo Stato chiede a queste imprese che vengano restituite determinate somme. La problematica che avanzano le imprese stesse, per cui vi hanno investiti tutti di questo problema, è che loro non intendono perdere guadagni che hanno avuto la possibilità di avere, col rischio di dover andare in sofferenza. Noi però come Regione non possiamo intervenire perché i provvedimenti sono ministeriali, quindi non possiamo scavalcare. Infatti nella relazione, nella risposta che è stata preparata dai miei uffici, c'è anche scritto che moltissime di queste società sono in questo momento andate alla magistratura amministrativa. Quindi fondamentalmente il problema è non nostro. Grazie Assessore. Onorevole Catanzaro, come si dichiara? Presidente, io sono stato attento e ringrazio la sintesi dell'Assessore Volo su questo tema. Ritengo che, per carità, ci sono delle competenze che non sono sicuramente delle competenze che riguardano la Regione, però non posso che esprimermi con la non soddisfazione della risposta, perché politicamente
ritengo che questo governo regionale, che è in linea col governo regionale, col governo nazionale, possa intrattenere e interloquire, come magari già ha fatto anche in quello che sono stati degli accordi Stato-Regione sul tema della sanità, dove la sanità è in sofferenza in Sicilia, e quindi ritengo che l'assessore Volo, per carità, che ci sta dando questa risposta, però lo sforzo del governo regionale siciliano possa essere uno sforzo importante, andando a Roma e chiedendo di ritrattare, guardare, affrontare tutto quello che sono le tematiche che riguardano il tema della sanità e in questo caso il tema nello specifico. Grazie. Grazie onorevole Catanzaro, che si dichiara non soddisfatto. Colleghi, abbiamo terminato così come stabilito. Ho degli interventi come ex articolo 83 dell'onorevole Campo, De Luca e Burtone e Chinnici e Spada. Prego onorevole Campo. Grazie Presidente, Assessore e colleghi deputati. I fatti che sono successi in questi giorni, mi riferisco ai fatti di Marsala, Palermo, quelli di Caivano, di violenza reiterata nei confronti di persone deboli e più fragili, non si possono più considerare fatti straordinari, non si possono considerare momenti di emergenza o di follia, ma sono diventati la quotidianità, perché di queste notizie ormai ne apprendiamo quasi ogni giorno sui nostri giornali. E io quindi mi chiedo a questo punto che cosa si sta facendo per contrastare queste forme di violenza, che cosa sta facendo la politica, in particolare la politica regionale, e che cosa ha fatto negli anni passati. Vede, Assessore, qua c'è anche il Presidente Di Paola e i miei colleghi che erano nella legislatura precedente sicuramente ricordano che avevamo istituito con una legge regionale e in particolare era la legge 14 del 2020 a firma di una nostra collega Valentina Zaffarana, una cabina di regia che potesse ascoltare tanti soggetti, perché questa non è una problematica che si può risolvere in maniera semplice, non è una problematica che si può affrontare con la repressione. Non ci sono metodi da arancia meccanica, non è con la cura Ludovico, usando la violenza contro la violenza, che si può affrontare il problema. Questo è un tema che si affronta con chi lo conosce, facendo dei tavoli di confronto, con l'ascolto, trovando soluzioni condivise per modificare gli stessi schemi educativi. Oggi è stato il primo giorno di scuola per molte famiglie, per altre lo sarà domani. Ecco, dalla scuola bisogna anche partire. Io vorrei capire, e qua lo chiedo a lei Assessore, perché proprio l'Assessore alla Sanità era uno dei soggetti coinvolti all'interno di questa cabina di regia, perché non è mai stato fatto un decreto attuativo di questa norma di legge, anche quando noi cerchiamo di fare degli interventi normativi validi. Poi mancano i decreti attuativi e questa Regione non porta avanti nessuna azione. Alla cabina di regia dovevano partecipare l'assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali, quella all'istruzione, alla salute, i rappresentanti delle associazioni, i sindaci, la consigliera regionale di parità e la rappresentante del forum regionale permanente contro la violenza di genere. Ecco, sarebbe stata un'azione veramente forte e importante e mi auspico che si possa riprendere questa norma e si possa portare avanti perlomeno in questa legislatura. E ancora io mi chiedo, e sarebbe anche buono saperlo, che cosa ha prodotto l'Osservatorio regionale per il contrasto alla violenza negli ultimi 5 anni. Non ne abbiamo avuto nessuna notizia. Ecco, non ci sono dati e così come non c'è questo dato che è estremamente importante, non abbiamo neanche contezza di quale sia il piano antiviolenza, non abbiamo idea su quanti centri di supporto alle vittime possiamo contare in Sicilia,
Quali e quanti operatori specializzati, quali misure di sostegno sono state pensate per quei soggetti che hanno subito la devastante esperienza della violenza domestica? Ecco, Presidente, Assessore, deputati, chiaramente vorremmo tutti esprimere con un grido di rabbia quello che stiamo vivendo, ma dobbiamo muoverci. La politica in prima persona deve scendere e dare risposte. Queste non sono risposte semplicemente da dare ai siciliani, sono risposte da dare alla nostra coscienza. Quindi io spero che si possa portare avanti questo discorso della cabina di regia e che si possa realmente concretizzare qualche azione che dia supporto a tutte le famiglie che vivono questo dramma. Grazie. Grazie onorevole Campo. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Spada. Prego onorevole. Grazie Presidente. Colgo l'occasione, vista la presenza dell'assessore Volo. Io mi ero ripromesso in tutti questi mesi di non intervenire più su alcune questioni specifiche che riguardano il territorio e nello specifico l'ambito sanitario del mio territorio, perché c'era stata data rassicurazione in Commissione Sanità che entro ottobre sarebbero stati rideterminati i nuovi manager all'interno di ogni provincia e che con i nuovi manager si sarebbe intrapreso un percorso di ridefinizione di tutte quelle che erano le problematiche che insistono in ogni realtà provinciale e nello specifico anche quella di Siracusa. Mi giunge notizia che non so per quali motivi ci sia il rischio che questi manager non vengano definiti entro ottobre, ma che possano essere prorogati fino a dicembre. Ora, siccome io penso che sia una notizia infondata e però gliela voglio sottoporre, mi auspico che da qui a ottobre riusciremo a definire tutta una serie di questioni che sono rimaste in sospeso all'interno dell'ambito sanitario. Ne cito alcune. Avevo presentato un'interrogazione e spero che me ne possa dare poi magari in maniera scritta risposta da qui a breve, che riguarda proprio i consultori, proprio per rimanere in tema rispetto a quello che è stato detto poc'anzi dalla collega. I consultori che sono stati istituiti nel 1978 ad oggi hanno smesso di svolgere la loro funzione in Sicilia, perché in una realtà come quella di Siracusa, in cui insistono 120.000 abitanti e dalla norma in teoria dovrebbero esistere e insistere 3 consultori, ne abbiamo presenti solo uno, che tra l'altro ha all'interno del suo organico solamente uno psicologo e un medico che sottopone, diciamo, chi si rivolge allo stesso consultorio solamente al pap test. Ho sollecitato e ho presentato un'interrogazione per quanto riguarda tutti quelli che sono gli ausili da destinare nei confronti di coloro i quali hanno tutta una serie di difficoltà dal punto di vista della deambulazione, come le sedie a rotelle, come i busti, come le stampelle, che purtroppo in provincia di Siracusa, nonostante ci sia una legge del 2021 che obbliga ogni ASP a dare seguito entro 20 giorni dalla domanda al presidio, nella provincia di Siracusa abbiamo una media di 6 mesi per avere un busto o una sedia a rotelle. Allora, siccome non voglio entrare su ogni singolo argomento, perché ho trovato da parte sua, Assessore, la disponibilità e la volontà di risolvere tutte queste questioni che sono rimaste ferme lì. Quindi spero che da qui a ottobre riusciremo a definire finalmente questi nuovi manager per rilanciare l'azione sui nostri territori, sui singoli territori, con il contributo sia della maggioranza che delle opposizioni. Grazie. Grazie onorevole Spada. Ha chiesto di intervenire l'onorevole De Luca. Prego onorevole.
Grazie Presidente, Governo, colleghi siciliani. Approfitto della presenza dell'assessore Volo per porle un quesito al quale gradirei, se me lo concede, risposta. E riguarda nuovamente il centro di cardiochirurgia pediatrica del Mediterraneo di Taormina e in particolare la convenzione col Bambino Gesù. Convenzione la cui proroga, ricordo a me stesso, scadrà a gennaio 2024, salvo nuove proroghe. Il Presidente Schifani, ricordo sempre a me stesso, ha dichiarato di aver interloquito e, se non erro, avete affermato di avere inoltrato la richiesta a Roma di un'eventuale deroga. Ossia, avete fondamentalmente chiesto se la Sicilia, contrariamente a quello che prevede il Balduzzi, potrà avere 2 centri di cardiochirurgia pediatrica o meno. Questo è quello che fu dichiarato, ossia che anche in un incontro in presenza avvenuto a Catania tra Schifani e il ministro Schillaci fu chiesto la possibilità per la Sicilia di avere 2 centri di cardiochirurgia pediatrica. Io ho fatto un accesso agli atti nei mesi estivi per chiedere all'assessorato se e quali documenti o richieste avesse trasmesso al Ministero a Roma per valutare la disponibilità da parte del Ministero a concedere alla Sicilia effettivamente di avere 2 centri di cardiochirurgia pediatrica. Gli unici documenti che mi sono stati trasmessi sono documenti relativi, se non ricordo male, al mese di maggio 2023, in cui fondamentalmente la Regione siciliana comunica a Roma che il centro di cardiochirurgia pediatrica di Taormina, 8 posti, sarà sostituito dal centro di cardiochirurgia pediatrica presso il Civico di Palermo in convenzione col San Donato che prevede 12 posti letto. All'interno di questa documentazione poi il Ministero risponde che la Sicilia poi fa la rete ospedaliera, vede quello che deve fare, però non ho trovato sotto alcuna forma una richiesta esplicita, chiara, in cui la Regione siciliana domanda al Ministro Schillaci e al Ministero se c'è la possibilità di avere il secondo centro di cardiochirurgia pediatrica in Sicilia. Allora io volevo da parte sua, Assessore, anche per non ridurci nuovamente all'ultimo momento, all'ultima settimana, so che tra l'altro le famiglie sono state ricevute il giorno 6 prima in udienza dal Papa e poi si sono recate e hanno avuto un incontro anche col capo di gabinetto del Ministero al Ministero della Sanità. Volevo capire se la Regione siciliana e per essa l'assessorato alla sanità ha trasmesso, sta trasmettendo, intende trasmettere una richiesta ufficiale che ad oggi non c'è al Ministero per chiedere la possibilità di avere il secondo centro di cardiochirurgia pediatrica in Sicilia e quindi mantenere con la forma della Convenzione col Bambino Gesù, con un'altra forma, il centro di Taormina. Quindi vorrei da questo punto di vista, Assessore, se è possibile, una risposta chiara, perché dall'accesso agli atti che ho, devo dire che la risposta che dovrei dare a questa mia istanza è negativa. Però siccome questo confligge con quanto ha dichiarato il Presidente Schifani, delle due l'una. O Schifani ha dichiarato una cosa non vera e se ne assumerà la responsabilità lui perché l'ha dichiarata lui e non lei, o l'accesso agli atti non ha avuto il risultato che doveva avere, nel senso che non mi è stata trasmessa documentazione in tal senso. Quindi vorrei da parte sua, se è possibile, se me lo concede, un chiarimento su questa tematica. Grazie. Grazie onorevole De Luca. Magari eventuali chiarimenti, Assessore Seri, vogliamo dare, casomai li diamo a fine aula, eventuali chiarimenti. Prima facciamo intervenire tutti. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Chinnici. Prego, onorevole. Presidente, intervengo per rappresentare in pochi minuti una situazione che veramente, dire pirandelliana è poco. Riguarda gli editori siciliani. Da quando ci siamo insediati il 10 novembre dell'anno scorso, ho avuto notizia di fondi Covid che erano stati destinati all'editoria siciliana, gli editori indipendenti, piccoli editori siciliani,
circa un'ottantina. Si parla di 1,5 milioni di euro che dovevano essere destinati appunto come ristori, quindi parliamo di fondi non regionali. Bene, ho cominciato a chiedere informazioni, a cercare traccia di questi fondi. Mi è stato detto che erano stati riprogrammati e a dicembre, si è capito che questi fondi non erano più stati destinati a chi dovevano essere destinati. Dopodiché c'è stato un cambio di assessori tra turismo, si ricordano, e cultura. Poi è cambiato anche il direttore della programmazione. Insomma, io ho continuato a informarmi, a chiedere. L'esasperazione degli editori che attendevano questi fondi da circa 2 anni è notevole. Sono gli editori che tra l'altro organizzano ogni anno il Festival della Marina di Libri, festival di editoria indipendente fra i più belli e più apprezzati d'Italia. Bene, nessuna notizia. Io ho detto loro di pazientare, anche nel mio ruolo di vicepresidente della Commissione Cultura. Cerco di avere il più possibile un approccio istituzionale perché capisco che governare è complicato. Fare opposizione può sembrare semplice e quindi mi sono posta il più delle volte con una postura, istituzionale e rispettosa. Però ecco, dopo tanti mesi ancora, l'altro ieri l'assessore Scarpinato dice che su questi fondi deve esprimersi sulla riprogrammazione che è stata fatta successivamente al dottore Falgares e dall'ufficio di programmazione. Si deve esprimere adesso il ministro Fitto. Ma siccome io tutta l'estate avevo continuato a informarmi e a chiedere dove fossero finiti questi fondi Covid, in realtà avevo saputo che su questa riprogrammazione si era già espresso il Comitato di Sorveglianza e il Ministro Fitto. Parliamo del mese di luglio. Quindi non capisco perché 3 giorni fa l'assessore Scarpinato dice che ancora si deve esprimere il Ministro Fitto. Cioè io credo che il Ministro Fitto abbia altro da fare oltre che esprimersi sulle nostre faccende siciliane, giusto? Se si è già espresso a luglio. Ecco, perché rappresento questa situazione? Perché io credo che se abbiamo così difficoltà, noi che siamo deputati, che abbiamo a che fare, continuamente, no? Che nelle commissioni dovremmo poter lavorare, e qui apro una parentesi molto dolorosa, Presidente, ne approfitto, chiedo scusa per lo sfogatoio, ma non è sfogatoio. Queste commissioni non funzionano. Nelle commissioni non si lavora bene. E non sto facendo un atto d'accusa al Presidente Ferrara, che è sempre presente, ma gli altri deputati, ma dove sono? Io vengo dall'esperienza del Consiglio Comunale e le commissioni erano il cuore. Si arrivava in aula a valle di un lavoro fatto bene nelle commissioni. Io qua vedo un continuo sovrapporsi di orari, non so da chi dipende, quindi chiedo scusa, non voglio offendere realmente nessuno, ma è proprio perché non capisco. Contemporaneamente si riuniscono 3, 4, 5 commissioni. I miei colleghi sono impegnati in 3, 4, 5 commissioni. Nella commissione quinta ci ritroviamo sempre io, la collega Saverino, la collega Schillaci ogni tanto quando non è all'antimafia, perché c'è anche la commissione antimafia, la collega Marchetta, sempre presente, è l'unico esponente della maggioranza insieme al Presidente Ferrara. Ripeto, non è un atto di accusa, però dobbiamo essere messi nelle condizioni di lavorare. Quindi io non so formalmente chi deve curare una programmazione. A scuola noi facciamo un orario e riusciamo a sistemare e incastrare centinaia di docenti che lavorano, no? Senza sovrapporre le ore. Non so se dipenda dai presidenti delle commissioni, non so se dipenda dall'ufficio di presidenza, però fatela una verifica, perché prendiamo le firme ed è imbarazzante che mi trovo magari appunto soltanto a discutere di cose delicate, così come i ristori Covid degli editori, tra l'altro parliamo anche di quelli dei lavoratori dello spettacolo, di cui si è occupata la collega Saverino. Ecco, ci sono cose di cui non riusciamo ad avere risposta e io non intendo fare telefonate agli uffici, perché non è questo che io devo fare. Io vorrei delle risposte chiare e lineari e vorrei che le commissioni e la mia commissione funzionasse. Grazie. Grazie onorevole Chinnici, non è mai uno sfogatoio gli interventi che vengono fatti qui in aula.
Comprendo la sua segnalazione in merito alle commissioni. Dico io, il consiglio che posso dare, oltre al fatto che i presidenti possono coordinarsi tra di loro, è che ogni commissione ha un ufficio di presidenza. Quindi in ogni commissione c'è un ufficio di presidenza dove è possibile all'interno di quell'ufficio di presidenza calendarizzare al meglio i lavori anche in concomitanza di altre commissioni. Dopodiché le commissioni possono lavorare se lo vogliono e ovviamente devono essere componenti, sentito anche il Presidente dell'ufficio di presidenza, possono lavorare anche da lunedì a venerdì. Quindi se lavorassero da lunedì a venerdì non ci sarebbe sicuramente nessuna concomitanza dei lavori. Quindi io l'invito che posso farle è di sollevare la questione all'interno della Commissione ed eventualmente in ufficio di presidenza, considerando che comunque le commissioni, oltre a lavorare la mattina durante i giorni d'aula, possono tranquillamente lavorare durante tutta la settimana. Grazie. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Schillaci. Prego, onorevole. Sì, grazie Presidente. Domani 13 settembre molti studenti siciliani ritorneranno in classe. Dico molti perché non rientreranno tutti, caro Presidente, perché molti degli studenti con fragilità, con disabilità, non avranno la possibilità di tornare. Per loro il diritto allo studio spesso viene negato, perché questa regione siciliana ha deciso, soprattutto per quei studenti che hanno bisogno degli assistenti igienico-personale, ha deciso di non erogare le risorse sufficienti e consentire loro un inizio scuola e un fine scuola come tutti gli altri studenti. Sì, perché questa Sicilia ha cittadini di serie A e di serie B. Caro Presidente, questa è una problematica che in quest'Aula, sin dalla scorsa legislatura, abbiamo portato tantissime volte e non si è trovata mai una soluzione per garantire il diritto allo studio a tutti gli studenti siciliani. Noi non sappiamo quante ore saranno consentite a questi studenti con fragilità e diciamo che già le associazioni di categoria, i sindacati hanno già evidenziato che ci saranno manifestazioni in tutta la Sicilia per questa problematica. Abbiamo attenzionato la cosa all'assessore di competenza, ma non si sono trovate ancora delle soluzioni. Eppure già nella scorsa legislatura c'è un mio disegno, a firma Movimento 5 Stelle, che risolverebbe il problema omogeneizzando tutto il territorio regionale, garantendo l'inizio e fine scuola a questi studenti. Presidente, ho già chiesto una richiesta di audizione in Commissione Quinta, non ne sappiamo nulla di questa audizione, così come non sappiamo questo disegno di legge che potrebbe risolvere la situazione che fine ha fatto. Io mi avvalgo del suo ruolo per portare questa sensibilità nelle giuste stanze. Grazie. Presidente, hanno rapito l'assessore. Grazie onorevole Schillaci. Ha chiesto di intervenire l'onorevole Saverino. Prego, onorevole. Grazie Presidente. Mi dispiace che l'assessore, spero che rientri perché ho una cosa anche nei suoi confronti, così onorevoli colleghi. Allora, io intervengo perché già forse possiamo dire anche già lontano 22 marzo 2023 avevo presentato un'interrogazione relativamente all'erogazione di un contributo, come appunto parlava prima la collega Chinnici, a favore dei lavoratori stagionali e dello spettacolo
spettacolo danneggiati dall'emergenza della pandemia. Ora, io ho ricevuto in commissione il 9 maggio del 2023, mi dispiace che l'assessore Albano è andata via, in cui appunto la risposta dell'assessore è stata abbastanza vaga, perché pur informandoci non ha avuto idea e notizie su questi fondi. Eravamo rimasti naturalmente che non si può accettare questa risposta e che si sarebbe approfondito l'argomento. Ancora oggi non abbiamo nulla, come si parlava prima degli editori, ancora di più per quanto riguarda invece questo bonus per i lavoratori dello spettacolo. Ora è chiaro che c'è un pregiudizio, che comunque ha anche una sua storicità sul lavoro degli attori o dei lavoratori dello spettacolo in genere, perché sin dal 1600 sapevamo bene quanto veniva impedito loro anche di recarsi e di accostarsi ai sacramenti o addirittura di essere seppelliti. Quindi credo che ancora anche in questa superficialità, e quindi questo non portare avanti e approfondire questa interrogazione, ci sia ancora un po' di questo pregiudizio, anche perché sappiamo bene quanto l'emergenza sanitaria ha colpito diverse attività e diversi esercenti, però tante attività sono riuscite a rimanere aperte e quindi comunque a lavorare, anche se in maniera sicuramente minore, durante il lungo periodo del lockdown. Lavoratori dello spettacolo, e quando si parla di lavoratori dello spettacolo non si parla solo di attori, ma si parla di tutto l'indotto che c'è attorno ai lavoratori dello spettacolo, invece hanno dovuto chiudere bottega improvvisamente e quindi non avere nessun tipo di garanzia. Oggi mi sembra assurdo dover ancora aspettare e cercare di capire dove sono andati a finire questi fondi. Quindi credo e ritengo che sia doveroso anche da parte di tutta quest'Aula. Ricordiamo che questa è un'Aula, Presidente, che ha votato la scorsa legislatura un manifesto, una mozione che riconosceva una Carta sui diritti e doveri culturali, e soprattutto un mese fa abbiamo votato anche un emendamento ordinamentale che era a favore di un'autorità garante sui diritti e doveri culturali. Quindi anche per nostra soddisfazione anche di quest'Aula, credo che la Regione siciliana debba portare avanti e dare risposta a questa categoria che ne ha veramente bisogno. Quindi le chiedo, Presidente, di prendersi anche carico di questo, di sollecitare una risposta corposa e più puntuale su questo argomento. Volevo aggiungere, Presidente, ne approfitto, mi dispiace che l'assessore Volo, che è andata via, che avevo chiesto, e quindi magari risollecito l'assessore Volo, che spero che mi stia ascoltando, perché sempre nel 17 marzo avevo chiesto la riapertura del tavolo tecnico permanente delle professioni sanitarie. In commissione il 26 aprile mi era stato assicurato, e tant'è che avevo scritto a verbale che mi ritenevo soddisfatta dalla risposta dell'assessore Volo, che a metà maggio si sarebbe riaperto questo tavolo delle professioni sanitarie. Quindi anche questo vi chiedo per favore di sollecitare e riuscire a portare e chiudere comunque il cerchio, perché noi lavoriamo tanto ma vorremmo anche portare le risposte. Grazie. Grazie onorevole. Abbiamo l'ultimo intervento dell'onorevole Burtone e poi Giambona. Ok, quindi abbiamo l'onorevole Burtone e l'onorevole Giambona, a cui chiedo sintesi considerando i tanti interventi che ci sono stati. Prego, onorevole Burtone. Presidente, io intervengo su un tema convinto che non si debbano assolutamente abbassare le luci dei riflettori su una questione veramente aperta nella nostra società e che fa riferimento al reddito di cittadinanza. Ricordo bene il suo intervento in aula, lei ha fatto un'analisi molto attenta, se permette anche noi come Partito Democratico più volte siamo intervenuti nelle commissioni ma anche in quest'Aula
perché non c'è dubbio che siamo davanti ad una situazione che deve essere seguita con impegno, con prudenza e con serietà, perché i percettori di reddito di cittadinanza hanno ricevuto a fine luglio un semplice SMS e purtroppo quasi il 40% dei percettori ha dovuto prendere atto di non avere più questo sostegno da parte dello Stato. È cambiata la condizione della linea governativa. Il governo Meloni, io credo, con modalità e con tempi sbagliati, ha non messo mano ad una riforma, ma a demolire dal punto di vista ideologico quello che è un provvedimento invece che ha dato risposta alla povertà nelle nostre comunità e anche in Sicilia. In questo mese di agosto hanno lavorato molti comuni, Presidente, in particolare i servizi sociali, che hanno analizzato attentamente, hanno fatto i colloqui con questi percettori che hanno purtroppo una condizione per cui ormai sono fuori dal reddito di cittadinanza e hanno fatto una presa in carico che ha aperto uno spiraglio di speranza. Non solo perché potranno percorrere la strada della formazione, potranno entrare in questo percorso formativo, ma perché i servizi sociali hanno evidenziato qualcosa che sfugge al governo Meloni, che la povertà si incrocia con spesso l'ignoranza, che la povertà si incrocia con la malattia. Allora la presa in carico dei servizi sociali ha riguardato persone che non sono facilmente occupabili e quindi la scelta di aspettare che ci sia qualcosa, qualche intervento. Io avrei gradito la presenza del governo, l'assessore Albano ha più volte accennato alla necessità di fare qualcosa come Assemblea regionale siciliana, perché una strada potrebbero essere i progetti di pubblica utilità. E un'altra strada potrebbe essere quella di accompagnare seriamente la formazione. Attualmente c'è soltanto la piattaforma. Io ho letto una dichiarazione del Ministro del Lavoro Marina Calderoni, la quale ha detto in fondo questa situazione che si è creata nel mondo dei percettori del reddito di cittadinanza non la dobbiamo considerare una bomba sociale, non è una bomba sociale. Io credo che sia stato un intervento improprio, inaccettabile da parte del Ministro del Lavoro, che dovrebbe avere prudenza. Sarebbe stata una buona occasione per tacere per questa Ministra che probabilmente non ammette che attualmente c'è soltanto la piattaforma, non ci sono i corsi su cui si debbono, che dal 1° settembre avrebbero dovuto riguardare questa fascia, questo 40% di soggetti che ha avuto il reddito e che ormai deve inseguire invece un processo formativo. Allora io ritengo che l'Assemblea regionale siciliana debba seguire con grande attenzione e avere considerazione di quello che è stato fatto nei comuni. Un apprezzamento, va fatto questa sottolineatura. I servizi sociali in Sicilia hanno fatto un lavoro prezioso, gli assistenti sociali, l'equipe che li ha accompagnati, perché se non ci fosse stato questo leporo, attualmente avremmo una situazione assai difficile da gestire. Io mi auguro, spero che questa ipotesi di occupabilità diventi concretezza, lo speriamo tutti, ma è una strada che ancora deve avviarsi. Allora io mi fermo perché lei sollecita la chiusura del mio intervento, dico solo che dobbiamo seguire con grande puntualità, Presidente, perché abbiamo davanti una situazione che presenta veramente elementi di difficoltà e ancora una volta i soggetti interessati non sono soggetti che stanno comodamente seduti nel divano.
tutt'altro. Abbiamo avuto ancora una volta conferma dal lavoro fatto dai servizi sociali che si tratta di soggetti che hanno avuto problemi, che hanno problemi e che aspettano una risposta da parte delle istituzioni. Grazie onorevole Burtone, condivido la sua preoccupazione e le ricordo che la prossima settimana l'assessore Albano sarà in aula, quindi sarà a nostra cura ovviamente, oltre a rispondere alle interrogazioni, agli atti ispettivi, nel caso in cui non ci fosse un atto ispettivo al riguardo, sarà a nostra cura, penso, di tutti i deputati in aula, chiedere maggiori informazioni riguardo questa tematica. Ultimo intervento è l'onorevole Giambona. Prego, onorevole. Grazie Presidente, onorevoli colleghi. Il periodo di assenza di noi tutti per la pausa dei lavori di quest'Aula e fino agli ultimi giorni ha registrato una recrudescenza di fenomeni di violenza nei confronti delle donne, in uno rappresentati per gravità, per impatto mediatico, ma anche per vicinanza da ciò che è accaduto nei giorni scorsi nella cittadina di Marsala e quanto è avvenuto nella notte tra il 6 e il 7 luglio, drammaticamente a Palermo. Ebbene, questi fatti hanno evidentemente scosso quelle che sono le nostre coscienze, ci hanno evidentemente fatto prendere coscienza del fallimento delle istituzioni, anche avuto riguardo al drammatico taglio inesorabile della spesa sociale, ci fanno altresì riflettere, onorevoli colleghi e caro Presidente, su quella che è l'esigenza di trattare in maniera urgente, organica e trasversale quello che è un vero e proprio disagio sociale. Ebbene, si è aperto anche un dibattito politico da questo punto di vista inevitabile, ma quello che registriamo a tutti i livelli è una semplice stigmatizzazione e condanna di questi che sono dei fatti assolutamente abominevoli, ma pochi delle istituzioni politiche a vario livello ad assumersi le responsabilità, a fare il mea culpa su quelle che potrebbero essere le azioni concrete da portare avanti, perché un'azione a vario livello istituzionale può alimentare, può disinnescare, può disincentivare determinati comportamenti. Certo non è utile quello che è il decreto Caivano, che fondamentalmente non è improntato su un'azione di tipo educativa, su un'azione di tipo culturale, ma è incentrato invece su un'azione di tipo repressiva. Guardate, io ho ascoltato anche le parole del nostro Presidente Schifani all'indomani della notizia dello stupro di gruppo e evidentemente come lui condanno ciò che è avvenuto, evidentemente come lui mi trovo d'accordo sull'esigenza di un cambio di passo culturale, ma ha anche parlato di una esigenza da parte della Regione siciliana di costituirsi parte civile. Bene, è assolutamente un fatto condiviso, ma lo si avverte come una presa d'atto, come un qualcosa sul quale non c'è modo di intervenire, come un'impotenza da parte delle istituzioni. Ebbene, ciò non è accettabile, specialmente da chi ha un ruolo così importante in un'istituzione e in una regione come la nostra, una regione in cui ci sono delle sacche importanti di degrado culturale e sociale e su cui bisogna inevitabilmente intervenire, anche perché registriamo in Sicilia dei tristi primati, siamo primi per i reati di divieto di allontanamento, siamo primi per reati di stalking in Sicilia e siamo secondi per reati di revenge porn. Allora dobbiamo chiederci qual è la rete di protezione sociale, se la rete di protezione sociale è adatta a questa piaga sociale che si registra in Sicilia. Ebbene, credo che non sia proprio così. In Sicilia abbiamo una spesa sociale che si attesta intorno a 85 euro pro capite, che è un terzo inferiore rispetto alla media delle altre regioni italiane. Le case rifugio, che sono le case che accolgono le donne vessate, le donne violentate, le donne che si allontanano dalle famiglie violente, sono 0,05 ogni 10.000 donne e sono un quinto di quelle che per esempio sono presenti nella regione Lombardia. I centri antiviolenza sono meno della metà di quelli che sono presenti nelle altre regioni italiane e poi in contrasto e prevenzione spendiamo la ridicola somma ogni anno nella regione siciliana di 27.750 euro. Ecco, abbiamo quindi tanti reati, un disagio sociale e poi poche risorse ed è emblematico che queste risorse vengono spese male ed in ritardo. Solamente nei giorni scorsi apprendiamo
come l'assessorato alla famiglia abbia indetto alcuni avvisi per contrastare la violenza nei confronti delle donne, avvengono solamente adesso, oggi, probabilmente dopo che escono fuori questi fatti drammatici. Ma tornando alle parole del Presidente, mi prendo un minuto in più, Presidente dell'Assemblea, il nostro Presidente ha dichiarato di un'esigenza di un cambio di passo culturale, e sono assolutamente d'accordo, ma bisogna passare evidentemente dalle parole ai fatti. Un cambio di passo culturale significa che ognuno si impegni nelle proprie istituzioni per il livello che ricopre. Io mi immagino che un cambio di passo culturale lo si affronti con azioni più incisive su azioni di sensibilizzazione, su azioni di prevenzione. Un cambio di passo culturale è necessario, per esempio, prevedendo misure per la parità di genere, per la consulta delle donne. Un cambio di passo culturale è sicuramente necessario attraverso misure che prevedano, attraverso i nostri distretti sociosanitari, azioni per contrastare le devianze, azioni per contrastare il consumo di alcol, il consumo di droghe, specialmente delle droghe sintetiche, mi riferisco al crack. Un cambio di passo culturale, Presidente, non può che essere tale con un impegno attraverso quello che sono le nostre istituzioni scolastiche, quindi favorire il tempo pieno e contrastare quello che è la dispersione scolastica, che in alcune città e nello specifico alcuni quartieri delle maggiori città italiane assume delle percentuali assolutamente importanti. E chiudo, caro Presidente, non si può semplicemente parlare di condanna, si deve parlare anche di proposta, e noi in questa assise rappresentiamo un'istituzione importante e siamo prossimi a discutere quella che è la finanziaria regionale. Da questo punto di vista il Partito Democratico e il sottoscritto farà ogni azione, qualunque azione che sia possibile per contrastare la violenza alle donne. E come? Portando avanti e mettendo risorse per le politiche antiviolenza, portando avanti e dando attuazione a quella che è la legge di prevenzione e l'osservatorio regionale, portando avanti e mettendo risorse politiche sulle parità di genere, ed infine valorizzare quella che è la consulta femminile regionale. Grazie Presidente. Grazie onorevole Giambono. Ok colleghi, la seduta è rinviata domani alle ore 15 con il seguito degli ordini del giorno. La seduta è chiusa.